Bentrovati, una nuova puntata di Sveglia Trieste. Ricordo che siamo in silenzio elettorale, si vota per le elezioni europee. Avremo con noi in giornata Alessio Colautti, attore e cantante, nostro amico, che ci intratterrà anche con la sua fisarmonica, e poi a partire dalle 9 Roberto Urizio di City Sport per parlare del grande momento della pallacanestro Trieste, del futuro della Triestina, insomma fare un po' il punto per quanto riguarda gli sport di vertice della Venezia Giulia. Andiamo subito a vedere la prima pagina del quotidiano Il Piccolo, la scelta per la nuova Unione Europea, chiusura di campagna con appelli e polemiche in extremis, primo obiettivo battere l'astensione, elezioni europee, seggi aperti oggi dalle 15 alle 23 e domani dalle 7 alle 23, nella circoscrizione nord-est in lista 12 liste e 166 candidati. È il momento del voto, dopo mesi di campagna elettorale, oggi e domani si terranno le elezioni per il nuovo Parlamento Europeo. L'Italia elegge 76 parlamentari, di cui 15 nella circoscrizione nord-est, 12 le liste in lizza, 166 candidati. I seggi saranno aperti oggi dalle 15 alle 23 e domani dalle 7 alle 23. La chiusura della campagna elettorale tra appelli e polemiche c'è stata appunto ieri. Subito sotto la testata basket, il fenomeno pallacanestro Trieste, dai flop alla marcia trionfale, e poi Sinner finisce KO con Alcaraz, è successo il quinto set, lo spagnolo va in finale. Sanità, scuola, imprese, manovra estiva da quasi 700 milioni di euro in arrivo, e poi riaperta la strada fra Castelreggio e l'area di Portopiccolo. Nuovo studentato in via Gozzi, 12 alloggi disponibili, e poi grande evento domani, 24.000 fan per la data zero di Max Pezzali allo Stadio Rocco di Trieste. Centralmente c'è questa foto a Palazzo Berlam, dallo Statuto di Richetti e il curriculum di Kafka, l'Archivio delle Generali apre le porte ai triestini. La responsabile dell'Archivio Storico delle Generali, Roberta Spada, con uno dei manoscritti. Allora, si vota, sfida a nord-est per l'Unione Europea, seggi aperti dalle 15 di oggi, alle urne quasi 10 milioni di elettori. Il momento del voto, dopo mesi di campagna elettorale, oggi e domani si torna a votare per eleggere il Parlamento Europeo. Come detto, 76 parlamentari italiani, 15 nella nostra circoscrizione, nella circoscrizione nord-est. Tornata da 114 comuni in parallelo in Friuli Venezia Giulia, gli aspiranti sindaci sono 225. Come detto nel nostro territorio, no? Seguiamo le elezioni di Grado, di San Dorligo della Valle Edolina e di Monrupino, insomma questi sono i comuni che andremo a seguire anche nei prossimi giorni. Cambiamo inquadratura per cortesia, così andiamo anche poi in rassegna stampa nell'inquadratura corretta. L'esercito di 166 candidati, una gara fra 12 liste per conquistare i 15 seggi. L'onda di destra punta su Strasburgo, ma le divisioni frenano la rimonta. Se si vuol credere ai sondaggi, anche stavolta non ci sarà una maggioranza sovranista al Parlamento Europeo. Il fronte è comunque in crescita, le previsioni dicono che un terzo dei voti potrebbe insomma andare lì. Le chat antisemite con Diabolic, bufera sul portavoce di Lollobrigida, altra grana per Meloni, dopo il caso Signorelli ha scelto di autosospendersi, ma le opposizioni chiedono le sue dimissioni. Andiamo ancora avanti, manovra da 698 milioni. Primo via libera in giunta dell'assestamento di bilancio, dagli aiuti all'impresa alle poste su sanità e scuola. All'edilizia sanitaria 87 milioni e mezzo. Tra le poche macro poste comunicate ieri, i 40 milioni per la spesa corrente e gli 87,5 milioni per quanto riguarda l'edilizia sanitaria. Va detto che nei 40 milioni una parte andrà al sociosanitario, un'altra servirà per coprire i maggiori costi per farmaceutica e personale. Poi, sostegno alle stazioni di servizio, serve una posta di 5 milioni per tutelare gli impianti di distribuzione carburante sul confine. Personale e formazione più fondi, Alessia Rosolén anticipa che l'assestamento conterrà un pacchetto scuola con 3 milioni e mezzo di euro a copertura di spese personale, formazione
e altri progetti. Altre poste, impiantistica sportiva, nuovi bandi, far scorrere le graduatorie per rispondere alle domande in coda, aprire nuovi bandi, questo è l'obiettivo delle nuove poste a bilancio nel settore sport. Per l'accesso al credito 100 milioni e mezzo milioni di euro, più di 55 milioni interesseranno le attività produttive con risorse a disposizione per il bando imprenditoria femminile. Poi l'urgente intervento sul patrimonio ATER, 11 milioni di anticipazione per i lavori finanziati dal PNRR e 3 milioni di ulteriori investimenti. Da Friuli a FVG Strade la sfida sulla partecipata attende l'esito del voto, vedremo chi andrà poi a sovraintendere le varie partecipate anche dopo la consultazione elettorale. Biden sfida Putin dalla Normandia, è come Hitler e lo fermeremo. Il presidente degli Stati Uniti ha incontrato Zelensky a Parigi, noi siamo impegnati fino in fondo a fianco dell'Ucraina. Lo zar è convinto della vittoria, non useremo armi nucleari, per Putin Mosca non ne avrà bisogno, sale la tensione con la Francia dopo che il presidente Macron ha annunciato di voler inviare i caccia Mirage a Kiev. L'accusa ONU a Israele, non tutelati i bambini, la rabbia di Netanyahu, il leader, così le Nazioni Unite si sono messe nella lista nera della storia, ci hanno messo insieme ai sostenitori degli assassini di Hamas. Andiamo ancora avanti, 2 operai e il dialogo con i 3 ragazzi. Spunta un'immagine che mostra come siano scesi del ponte in attesa dei soccorsi. Li vedete in questi 2 circoletti rossi. Non sono stati soli per tutto il tempo i 3 ragazzi che venerdì 31 maggio sono stati travolti dalla piena del Natisone. Ieri infatti, a una settimana dalla tragedia, è spuntata una nuova immagine che testimonia come anche 2 operai che transitavano in zona siano scesi del ponte romano, quello su cui altri passanti stavano realizzando i video, e si siano prodigati per cercare di portare in salvo i giovani. Patrizia Cormos, di 20 anni, residente a Capoformido, Bianca Doros, di 23, e Cristian Molnar, 25, tutti e 3 originari della Romania. I corpi delle 2 amiche sono stati recuperati senza vita domenica 2 giugno, mentre Cristian è ancora disperso. Lo strazio del fratello, Cristian ancora vivo, continuate a cercarlo, ancora niente, l'8º estenuante giorno di ricerca del ragazzo si è chiuso con l'ennesima fumata nera. Un anno fa scompariva a Cata, tra le piste anche la pedofilia, tra le altre ipotesi il racket dei posti nell'hotel Astor dove viveva la piccola. Gli indagati sono i 2 zii della bimba, il fratello del padre e della madre. I rapitori sfruttarono un'area non coperta dalle telecamere di videosorveglianza. Giochi olimpici dei giovani in Friuli Venezia Giulia, Lignano, l'edizione estiva 2027, l'annuncio da Bucarest del presidente del CONI Malagò, in arrivo migliaia di atleti da tutta Europa. L'edizione estiva dei Giochi olimpici dell'EIOF si svolgerà nel luglio del 2027 a Lignano. L'ho annunciato ieri a Bucarest il presidente del CONI Giovanni Malagò in occasione della 53esima Assemblea Generale dell'Associazione Comitati Olimpici Europei. Dopo 22 anni ritornerà così in regione, nella località balneare friulana, il grande evento dedicato ai giovani di tutti Europa. Ricordiamo che nel gennaio 2023 la regione aveva già ospitato la Kermesse invernale. Rifugio Corsi più vicino all'operazione restauro, c'è il bando per le ditte interessate al cantiere. La società Alpina delle Giulie di Trieste gestisce la struttura chiusa da fine 2017 a Cave del Pradil, lavori da concludere entro marzo 2026. La struttura, situata lungo i sentieri 625 e 28 del CAI, a quota 1876 metri, verrà così messa a posto. La ristrutturazione pesa 1,2 milioni, stanziati dalla Regione 960.000 euro.
Progetto per l'acquisizione di Palazzo Modello a Fiume, la comunità degli italiani e l'Unione, già sistemati in affitto nell'immobile, puntano a rilevare dal Comune la proprietà. Ultima parola all'Aula consiliare. La prima stima comunicata è pari a 2.850.000 euro, ma i sodalizi sperano di trovare un'altra soluzione. La Slovenia andrà alle urne domani, per i sondaggi sarà una corsa a due, consensi in salita per il partito del premier Golob, testa a testa con il Partito Democratico Sloveno. Consultazione per l'indipendenza, alta tensione dopo la risoluzione ONU sul genocidio di Srebrenica. Dodik minaccia la secessione dai serbi di Bosnia. Oggi a Belgrado un'assemblea panserba, 10.000 le persone attese in piazza. Pagina scientifica, la crescita green non è impossibile, ma la politica deve indicare la strada. Rientriamo un attimo in studio per andare a vedere invece riguardo ai temi di casa nostra il secondo servizio del nostro telegiornale di ieri che riguarda l'avvio dei lavori per il verde pubblico a Roiano, un'opera attesa da tempo che ieri è partita. Sono da poco partiti i lavori per il verde pubblico nella nuova piazza di Roiano. L'asilo è ormai pronto da diverso tempo, mancava tutta la parte esterna che adesso ha preso il via. Verranno realizzati giochi per bambini, aree ludiche, aree anche relax con panchine, la possibilità di sostare all'ombra, una parete d'arrampicata, insomma tutto ciò che servirà per creare una vera e bella piazza nel cuore del rione. I lavori a Roiano erano già stati affidati da diverse settimane, ma l'attesa era tutta verso la ditta in subappalto preposta ai lavori per il verde pubblico, per l'area gioco, l'area cani e tutti gli arredi del parco che verrà creato nell'area ex polizia stradale. Un cantiere partito in via definitiva, con i primi operai sul posto per creare le aiuole. Nei prossimi giorni le squadre a lavoro vedranno impiegate più persone. I primi obiettivi sono, come detto, le aree verdi, la piantumazione dei 137 arbusti e la posa del tappeto con annessa creazione di aiuole e abbellimenti sul tetto del posteggio. Quest'ultimo già costruito ma ancora non operativo. La presenza dei mezzi di lavoro ha incuriosito i passanti intercettati in mattinata, che anche solo per commentare alla vista delle telecamere hanno manifestato da un lato il malcontento di un processo che si è dimostrato faticoso anche come tempistiche, dall'altro però anche l'impazienza nel poter fruire di un'area che, ricordiamo, rappresenterà una presa di possesso per il rione che mancava da molti anni, poiché, fintanto che in quella sede stazionava il commissariato della polizia stradale, il perimetro non era di utilizzo pubblico. Un cantiere che da quadro economico, come ci ha riferito l'assessore ai lavori pubblici Elisa Lodi, ammonta a circa 1.400.000 euro. Allora, proseguiamo con la nostra rassegna stampa andando alle pagine di cronaca locale a partire da quello che sarà il grande evento del weekend. Max Pezzali a Rocco con oltre 24.000 fan, domani data zero tra navette e divieti. Per il cantante ex 883 una scaletta di classici e brani storici, servizio di trasporto con 3 park e collegamenti intensificati. Allora, vicini al sold out, grande successo, come detto 24.000 biglietti, ingresso dalle 17:30 domenica, quindi apertura cancelli. Corse potenziate, a partire dalle 15:30 saranno attivate le navette della Trieste Trasporti tra stadi, 3 parcheggi di interscambio, il Silos in Piazza Libertà, il Park dell'Eurospar di Via dell'Istria e quello del Monte d'Oro Shopping Center. Viabilità, dalle 12 domani scatteranno fino all'1 di notte, scatterà il divieto di transito lungo i tratti di Via Valmauro e Via Miani fino alla fine del concerto. Inoltre i percorsi delle linee 8, 10 e 52 della linea C saranno modificati, quindi modifiche pressoché identiche rispetto a quelle del concerto di una settimana fa, per garantire a tutti la possibilità di accedere al concerto e di defluire senza problemi. L'anteprima con la banda, sfilata in centro a ritmo hit, il concerto di Max Pezzali sarà anticipato dalla sfilata di una banda composta da 20 musicisti e 4 sbandieratori che oggi pomeriggio a partire dalle 17 animerà il centro città. Quindi insomma un bel momento anche per cittadini, turisti. Nuovo studentato in via Gozzi offrirà 12 alloggi entro settembre, intervento da 2 milioni di euro finanziati da Fondazione CR Trieste per Ardi su una sede con cucina, comune, terrazzo.
e Giardino, eccolo qua il Gozzi. La Regione riscrive la Vinca sull'Ovovia, ora ultima parola al Ministero. La Regione tiene duro sull'Ovovia e dopo la bocciatura decisa dal TAR in merito alla deroga data in un primo momento alla costruzione dell'impianto in un'area naturale protetta, riscrive e approva la delibera che autorizza la valutazione di incidenza ambientale, la Vinca, di terzo livello. Con l'atto varato ieri dall'esecutivo regionale, al Comune viene di fatto data facoltà di modificare il piano regolatore, inserendovi la nuova opera in programma con fondi del PNRR. Perché l'iter possa dirsi concluso, bisognerà tuttavia attendere il parere finale del Ministero dell'Ambiente, che ora ha 30 giorni di tempo per esprimersi sul documento formalizzato dalla Giunta regionale. Ci sono novità anche per quanto riguarda Barcola, perché come sapete c'è il problema del divieto di balneazione legato a due fronti, quello dei bagnini e quello dell'infermeria. Quello dell'infermeria appare risolto e quindi andiamo a vedere il servizio del nostro Bernardo Gulotta. Il Comune di Trieste ha risolto il nodo legato alla mancanza di un vano infermeria ai Topolini, requisito richiesto dall'ordinanza di sicurezza balneare redatta dalla Capitaneria di Porto di Trieste. Vista l'estensione del lungomare, il Comune è stato chiamato a predisporre 2 punti infermeria, uno al secondo e l'altro al settimo Topolino. I vani devono includere necessariamente un lavandino e disporre di acqua corrente, più tutta una serie di strumenti di varia natura per consentire un primo soccorso qualora necessario, come ad esempio guanti monouso, disinfettante, garze sterili, bende, cerotti e ghiaccio istantaneo. I danni delle mareggiate hanno compromesso il locale del settimo Topolino, aspetto che aveva inizialmente contribuito al divieto di balneazione che il Comune ha istituito per la mancanza dei bagnini, aspetto anche questo in fase di risoluzione con l'arrivo della quota minima di personale, ovvero 4 figure, nel giro di una settimana circa. L'indisponibilità dunque del settimo Topolino è stata sopperita individuando nel 10° un vano idoneo a ospitare il locale infermeria, per cui proprio oggi sono partiti i lavori per il lavandino e l'aggancio alla rete idrica che si completeranno lunedì. Il divieto di balneazione però rimane per la mancanza dei bagnini. Questi saranno individuati a breve, ha spiegato oggi l'assessore comunale Elisa Lodi, aggiungendo che spesso si tratta di giovani studenti che in possesso dei requisiti prestano lavoro stagionale ed è più facile individuarli a metà giugno, quando molti degli impegni universitari volgono al termine. Proseguiamo allora con la rassegna stampa. L'Archivio delle Generali apre le porte ai triestini, un patrimonio di carta che racconta 2 secoli, 80 persone in 4 turni a visitare le stanze di Palazzo Berlam. Risaliamo il corso della storia attraverso le polizze assicurative, respiro internazionale con lo statuto scritto da Richetti per unire i popoli contro la guerra. L'altro pezzo forte dell'esposizione è il curriculum inviato da Kafka nell'ottobre del 1907. Così abbiamo salvato dall'oblio il manifesto per l'Europa unita, la responsabile Roberta Spada ha schedati più di 60.000 documenti. La squadra di ricercatori che ha contribuito alla nascita dell'Archivio Storico di Generali si è formata nel 2007. Insomma, ha fatto questa valente opera per salvare i tanti documenti storici importanti. Magazzini San Maurizio, l'addio dopo 70 anni passati fra Tute del Lavoro, Terlis e Camici Bianchi. Chiuderà a breve lo storico negozio della zona dell'ospedale Maggiore, punto di riferimento per operai, cuochi, camerieri, medici e infermieri. Dopo 70 anni di attività, da fine mese chiudono i magazzini San Maurizio, affacciati sull'omonima via e specializzati in abbigliamento da lavoro. Gli sconti svuota tutto sono già iniziati, nel frattempo i titolari hanno già fatto togliere la maxi insegna smontata e riposta, ma resta quella con la dicitura l'operaio, conosciuta da molte persone che qui arrivavano da tutta la regione per acquistare. Laura Mugnaioni, titolare e figlia del fondatore, dopo tanti anni di lavoro si prepara al meritato riposo. Come detto poco fa, Topolini c'è l'infermeria, resta aperto il nodo invece dei bagnanti, dei bagnini che arriveranno in una decina di giorni per risolvere il problema della balneabilità, perché 6 Topolini su 10 sono stati riaperti, poi però serve il servizio per garantire la possibilità di fare il bagno in sicurezza.
La festa per l'ultimo giorno di scuola dei maturandi, eccoli qua. Ieri per gli studenti triestini è stato l'ultimo giorno di scuola, saluto di rito, fatta eccezione per i maturandi che dovranno confrontarsi con le prove scritte e l'esame orale che li costringerà naturalmente a attendere per le vacanze. Ci colleghiamo ora con la sala operativa della Polizia Locale, anche perché c'è tanto da dire per questo weekend. Buongiorno! Sì, buongiorno a lei e a tutti i telespettatori. Buondì, allora c'è tanta roba, soprattutto il preconcerto di Pezzali. Sì, allora iniziamo con la giornata odierna, al momento traffico scorrevole, abbastanza scarso, andrà via aumentando, ma nulla di particolare per la giornata odierna. Per quanto riguarda le manifestazioni, questa mattina avremo un funerale a San Giusto, il Piazzale Cattedrale, sono stati posti dei divieti, quindi tutta la mattina sarà posto in essere un divieto. Per quanto riguarda la sosta, il funerale doveva venire alle 11, saranno previste numerose persone, soprattutto numerosi mezzi che seguiranno il corteo funebre e quindi potrebbe esserci dei rallentamenti in zona Capitolina, Cattedrale e San Giusto, questo dovrebbe ultimare entro le ore 12. Dopodiché questa mattina avremo un sabato ecologico nella zona di Altura, quindi potrebbe esserci dei rallentamenti sulla via Alpi Giulie. Per il pomeriggio nulla di particolare, per la giornata di domani invece tutto il servizio sarà concentrato sul concerto di Max Pezzali allo stadio Nereo Rocco. Ricordo che i divieti di sosta sono già attivi, saranno attivi dalla mezzanotte di oggi per tutta la giornata di domani, tutta la zona che circonda lo stadio, quindi via Valmaura, via Miani, via Flavia, via Palatucci e Piazzale Azzurri d'Italia, e dopodiché domani dalle ore 12 in poi inizieranno prossimamente le chiusure. Ricordo come già la domenica scorsa verrà chiusa anche le rampe di accesso alla via Valmaura della GVT, sia provenienti da Venezia che da Trieste. Le chiusure, ribadisco, dalle ore 12, via Valmaura verrà chiusa da Carpineto a Palatucci, la via Miani, e dopodiché dalle ore 22:30 per consentire il deflusso del pubblico verrà chiusa anche la via Flavia tra via Valmaura e via Cabotto, Piazzale Cagni. Al momento non abbiamo interventi in atto, ribadisco il traffico è scorrevole, quindi se non ci sono altre domande restituirei la linea. Benissimo, benissimo, grazie all'ispettore capo della Polizia Locale Lionello Schillani. Noi proseguiamo anche con la nostra rassegna stampa, con le altre notizie. Il Piccolo ieri ha approfondito la situazione dell'acquario marino, al momento chiuso, il cantiere è terminato, restano alcuni problemi idraulici ancora da risolvere. La struttura è chiusa da 4 anni, ma dentro ci sono 180 esemplari in vasche e teche. 2 dipendenti comunali si occupano giornalmente di loro. Numeri record. L'acquario marino sulle rive era uno dei musei civici più frequentati prima della sua chiusura per ristrutturazione, con una media di 50.000 visitatori all'anno. L'ultimo pinguino si è spento nel febbraio 2010 e ancora alla Statua di Marco, la riapertura dell'acquario alla radice del molo Pescheria, verrà sistemata la statua che ritrae il pinguino Marco accanto a una bambina dello scultore Giorgio Del Ben. Eccoli qua gli abitanti, diciamo così, del nostro acquario. Crollo del Palco Giovanotti, nuova condanna dopo l'appello bis. Andiamo a vedere il nostro servizio che abbiamo realizzato nel telegiornale di ieri proprio su questa vicenda che ha un ulteriore seguito. La Corte d'Appello di Trieste ha confermato la condanna dell'imprenditore Loris Tramontin, legale rappresentante di Azalea Promotion SRL, accusato dalla Procura di Trieste di disastro colposo, omicidio colposo e lesioni colpose per il crollo del palco di Giovanotti, in cui il 12 dicembre del 2011 morì il 19enne Francesco Pinna mentre lavorava al suo allestimento. La sentenza conferma la condanna in primo grado del maggio 2019 inflitta dal GUP del Tribunale di Trieste, riducendone
sanzione la pena da 1 anno e 10 mesi a 1 anno e 3 mesi, sospesi con la condizionale in minima parte per effetto dell'intervenuta prescrizione di una contravvenzione. Nel novembre 2021 la Corte d'Appello di Trieste assolse Tramontin, ma poi in ottobre la Corte di Cassazione annullò con rinvio quella sentenza. Il primo collegio d'appello aveva attribuito le cause del crollo a un errore di calcolo dell'ingegnere incaricato della verifica statica dell'impalcatura al Pala Trieste. Il relativo processo, con rito abbreviato a carico di quest'ultimo davanti al GUP, si era concluso con la condanna a 3 anni di reclusione, rideterminati in appello a 2 anni. Per Tramontin invece scattò la soluzione per non aver commesso il fatto, impugnata dalla Procura Generale e dalla parte civile, convinte che un coordinatore, se fosse stato nominato, avrebbe percepito il pericolo, visto che il cedimento era stato preceduto da avvisaglie. Il collegio ha previsto il risarcimento dei danni all'operaio rimasto ferito nell'incidente e che nel procedimento si è costituito parte civile. Bene, proseguiamo. Tra Castelreggio e Portopiccolo riaperta la strada dopo il crollo. La circolazione era stata interdetta a tutti i mezzi in seguito alla caduta di alberi. Il sindaco Gabrovez, i proprietari dovranno mettere in sicurezza i loro terreni. È stata riaperta ieri mattina la strada che porta dallo stabilimento di Castelreggio all'ingresso a mare di Portopiccolo lungo la spiaggia di Sistiana. Ha dato esito positivo il sopralluogo effettuato sul posto dalle competenti autorità, in primis il comune di Duino Aurisina, affiancato nell'occasione da tecnici esperti in materia. Nei fine settimana, per tutti coloro che volessero raggiungere le spiagge di Sistiana e Portopiccolo, sarà dunque possibile transitare normalmente e utilizzare il parcheggio di Castelreggio, tradizionale valvola di sfogo per i tanti amanti di quel tratto di litorale. Rotatori a Lanza, partito il cantiere, rimossi i mezzi in divieto di sosta, cominciata la realizzazione della rotonda che rivoluzionerà l'incrocio in località Prosecco. Il salone Key di Iacomin entra nel registro delle eccellenze italiane, prestigioso riconoscimento per il parrucchiere Coiffer che dal 1974 ha inanellato una serie di successi. Trieste Trasporti, a San Dorligo la prima biglietteria automatica, l'apparecchio è stato collocato nello spiazzo antistante l'ufficio postale della frazione di Dolina, nei pressi della stazione degli autobus, mentre lavori sulle vie di Muggia dalla stazione dei bus alle buche di Punta Sottile, quindi lavori in corso per rimettere a posto l'asfalto. Ci fermiamo un istante per la pubblicità, ci ritroviamo tra pochissimo con il resto della rassegna stampa, poi dalle 8 con noi Alessio Colautti. Bentrovati ancora in diretta su Tele4. Siccome mi arrivano diverse mail che mi chiedono gli orari di apertura dei seggi, allora ribadiamo, i seggi saranno aperti oggi dalle 15 alle 23 e domani dalle 7 alle 23, quindi sabato oggi dalle 15 alle 23, domani dalle 7 e fino alle 23. Poi lo scrutinio e così via, poi ci saranno le dirette, Tele4 naturalmente per seguire le elezioni europee nella giornata di domani. Lunedì invece speciale Caffè dello Sport con gara 3 al Pala Trieste per quanto riguarda le finali promozioni di basket di Serie A2. Andiamo a vedere anche le notizie sul fronte culturale del quotidiano Il Piccolo. Eccoci qua, un dittico sospeso tra il Barbablù di Bartók e la Porta Kafkiana di Carpi e Strehler. Presentata la doppia opera che debutterà il 14 giugno a chiusura della stagione del Teatro Verdi di Trieste con la direzione di Marco Angius, 2 atti unici per 2 seconde rappresentazioni assolute e la formula con cui il Teatro Verdi di Trieste si appresta a chiudere la stagione di lirica e balletto, La Porta Divisoria di Fiorenzo Carpi su libretto di Giorgio Strehler, in seconda rappresentazione assoluto dopo la prima mondiale a Spoleto, e Il Castello del Duca Barbablù di Béla Bartók su libretto
di Bela Beslaz per la seconda volta a Trieste dopo la prima e unica rappresentazione del 1979. Costituiscono il dittico appunto che debutterà venerdì 14 alle 20:30, in scena fino a domenica 23 giugno, illustrato ieri in conferenza stampa ridotto del Verdi, presenti il direttore artistico Paolo Rodda, l'attrice e la scrittrice Martina Carpi, figlia di Fiorenzo, il direttore Marco Angius, il regista Henning Brockhaus, Enrico Girardi, direttore artistico del Teatro Sperimentale di Spoleto. Quindi grande appuntamento al Verdi. L'incanto della lirica dall'Arena al mondo, un cielo spettacolare sopra Verona con 164 professori d'orchestra, 70 danzatori e così via per il concerto del maestro Muti. Guerritore girerà un film sulla Magnani, vive nella memoria di chi l'ha amata, l'attrice, alle giornate della luce di Spilimbergo dedicate ai maestri della fotografia, una parte importante del racconto. Un polpo e una tartaruga tra divulgazione e fantasia raccontano l'oceano, un libro per ragazzi, il comunicatore scientifico Castelletto e il disegnatore Tabilio firmano l'editoriale Scienza, un fumetto che spiega biodiversità e specie da proteggere. Obsoleto al Sartorio, Stefano Dongetti lancia la sit down comedy. Sarei della generazione X, ma fisicamente mi sento un buon boomer. Anche il mio fisioterapista è d'accordo, vabbè, la battuta, poi ne parleremo. Trieste è la città con gli etilometri tarati diversamente rispetto a tutto il resto d'Italia, è un'altra delle battute di spirito del protagonista dello spettacolo. Rientriamo ancora in studio per andare a vedere invece dal punto di vista dello sport quello che è successo in gara 2 a Desio. La Pallacanestro Trieste ha vinto contro Cantù la seconda partita della serie, si è portata sul 2-0 e quindi ha 2 match point, diciamo così, sulla racchetta per poter riguadagnare la 1 a un anno dalla retrocessione. Gara 3 lunedì sera alle ore 21 al Pala Trieste, ma intanto seguiamo cosa Reyes e soci sono stati capaci di fare nel secondo episodio della serie. Un monumentale Justin Reyes consegna al popolo biancorosso 2 match point promozione in casa. L'8ª vittoria su 8 partite ai playoff, il 2-0 nella finale contro una Cantù che stavolta ci mette cuore e muscoli, ma deve arrendersi di fronte all'onnipotenza cestistica del portoricano che chiude con 32 punti e un ultimo quarto che entra negli annali del gioco. La cronaca è tutta da gustare. Trieste replica la partenza turbo di gara 1 sulle ali dell'ispirato Ruzier e lui a innescare il quintetto biancorosso che risponde con tutti gli effettivi, la pericolosità di Reyes, i guizzi di Brooks e il dominio a rimbalzo di Candussi e Vildera. Cantù risponde al 4-12 del bruciante avvio con Iki, il folletto americano tiene letteralmente in piedi la squadra lombarda, ma la circolazione di palla, l'inventiva e la qualità dei protagonisti triestini mette in ambasce ripetutamente i padroni di casa nei primi 10 minuti di gioco. Il rock cestistico proposto da Christian permette a Trieste di toccare il più 13 prima di far segnare il 12-24 che conclude la frazione. Nel secondo quarto la reazione degli uomini di Cagnardi passa attraverso Nikolic prima, l'uomo più difficile da marcare per taglia fisica e capacità di esprimersi dentro e fuori dall'area, e a Moraschini poi. La talentuosa guardia ex nazionale Milano riscatta playoff sin qui opachi con un 9-0 di parziale che smuove il punteggio ed esalta il Palasport di Desio. I triestini resistono con Capitan De Angeli e le soluzioni personali di Brooks, Reyes e Ruzier. Si alza anche il ritmo canturino e si va a riposo sul 35-39. Il match però è destinato a cambiare. Lo chiarisce subito Baldi Rossi con una tripla alla ripresa che riporta Cantù sul -2. Poi 4 minuti di Reyes in versione Superman. Tripla, tiri liberi, recuperi, rimbalzi d'attacco e deviazioni a canestro vincenti. Un incubo per il pubblico di casa che vede tornare Trieste sul +9. La reazione arriva da Buccarelli che innesca tiro e supporto dei tifosi, cogliendo prima un 6-0 personale, poi insieme a Baldi Rossi
confeziona quanto necessario per tornare a contatto. Una tripla di Filloy e un'incursione di Brooks permettono ai biancorossi di chiudere davanti al 30° sul 56-58. L'ultimo quarto è da antologia, una sfida a punto che incarna il vero valore dei playoff. Cantù ritrova un precedentemente spaesato Young che insieme a Baldirossi e Hickey mantengono i padroni di casa sempre a un passo dal superare Trieste dopo l'unico +1 della partita. Ma sul fronte triestino, coach Christian ha un Reyes travestito da uomo del destino. In isolamento piuttosto che servito in ritmo, colpisce da ogni zona del campo e contro qualunque avversario, mentre la squadra tutta lo supporta con una prestazione a rimbalzo da incorniciare. Quando sul 73-75 Justin ha la responsabilità di prendersi un tiro decisivo, si erge a leader e porta la città della Bora a un solo passo dalla terra promessa. Le olive nel Martini le getta Candussi con una tripla dall'angolo di rara bellezza. 73-83 è il numero della festa. Lunedì sera al Pala Trieste la possibilità di innescarne una ben più fragorosa. Eh sì, davvero c'è grande entusiasmo. Trieste è un fenomeno, una corsa ad handicap, lunedì può diventare una cavalcata trionfale, fattore campo beffato 3 volte, davanti alla sua gente il team di Christian contro Cantù insegue i playoff perfetti. Ci vorrebbe il Rocco per accontentare tutte le richieste di biglietti in gara 3, è veramente insomma una situazione senza precedenti. Biancorossi, il miracolo di averci creduto sempre, scrive Giovanni Marzini, numeri da record, 8 vittorie di fila su 320 minuti giocati, 297 in vantaggio, 10 punti subiti in meno di media rispetto alla fase a orologio, veramente una svolta clamorosa. Anche il direttore sportivo di Cantù Frates dice: siete stati superiori, lucidi nei momenti chiave. Trieste ha vinto con merito, bisogna levarsi il cappello perché nello sport è giusto riconoscere quando c'è una superiorità e c'è stata. Giovedì sera siamo stati in vantaggio una volta in tutta la partita, abbiamo sempre inseguito con grande voglia di rimanere nel match, però siamo onesti, in tutti i momenti chiave Trieste ha fatto la cosa giusta e noi no. E questa è la differenza di una squadra che forse è più matura di noi, forse ha un pochino più di talento, sicuramente ha giocato 2 partite ad esio molto lucide, molto in controllo. D'altronde in questi playoff hanno fatto 6 partite in trasferta e le hanno vinte tutte, qualcosa vorrà dire, dice Frates. Martellossi invece, nessuno è partito tanto indietro arrivando così in alto, Trieste dimostra di possedere chimica, mentalità e grande determinazione. In 40 anni di basket non ricordo una squadra che sia riuscita a partire tanto dietro e arrivare alla promozione con un percorso netto. Sia un bel dire che la Pallacanestro Trieste ha affrontato i playoff da quinta classificata, ma se guardiamo la formula del campionato non è proprio così. Trieste ai playoff ci è arrivata da quinta del suo girone, significa che nel ranking delle 24 squadre era ancora più indietro. Colpisce naturalmente la capacità di vincere, in particolare in trasferta. Intanto Fortitudo che costringe Trapani alla gara 4, quindi serie sul 2-1 dall'altra parte. Andiamo a sentire coach Jamion Christian dopo la partita. I think our guys are definitely playing their best basketball right now. Penso assolutamente che i nostri giocatori stiano giocando la loro miglior pallacanestro in questo momento della stagione. But so is Cantù. Ma anche Cantù sta facendo altrettanto. So in game 3 we're going to need to play even better. Quindi sappiamo che in gara 3 dovremo giocare ancora meglio per riuscire a superare Cantù. Credit to our players allowing adversity to bond them closer together as the season went on. Tantissimo merito ai nostri giocatori per aver permesso alle avversità di unirli ancora di più attraverso la stagione che abbiamo superato. That adversity is only going to continue as this series goes on, so we're going to continue to need to be better. Sappiamo che queste difficoltà non sono finite, ma continueranno con il continuo della serie e continueranno a crescere, quindi noi dovremo continuare a essere migliori. We're a much better team when Justin Reyes plays. Siamo una squadra molto più forte quando Justin Reyes gioca. It's an excellent performance, putting our team on the back in some key moments. È stata una prestazione eccellente, mettendoci la squadra sulle spalle in alcuni momenti importanti. It's fitting that it was an assist from him at the end that really closed the game out. È veramente fitting, adatto, un'adatta conclusione a questa partita che sia stata un passaggio, un assist per Candussi a mettere la parola fine su questa partita. That speaks to the character of our team, that we really believe in collectively finding a way to win. Questo parla del carattere, dell'identità della nostra squadra, che cerchiamo insieme un modo per vincere la partita.
Bene, allora ci fermiamo un istante per quanto riguarda l'attualità, andiamo a risentire l'intervista a l'intervista al nuovo commissario del porto Torbianelli, ma vedo che c'è una telefonata, è vero? Sì. No, non c'è una telefonata. Ok, nuovo commissario del porto Torbianelli, il futuro del porto di Trieste. Vittorio Torbianelli, tra emozione e responsabilità di questo incarico di traghettatore dell'autorità portuale di Trieste e Monfalcone dopo l'addio di Zeno D'Agostino. Qual è appunto l'emozione da una parte e dall'altra parte l'aspetto operativo su cui mettersi al lavoro? Ma intanto l'emozione io non la posso negare, perché in questi 7 anni in cui lavoro all'autorità portuale ho visto probabilmente uno dei periodi più straordinari, ecco, di sviluppo di questo porto su uno lunghissimo scenario, grazie alla presenza di Zeno D'Agostino. Per me è stato poi la motivazione per cui io sono venuto a lavorare in questo porto, e questo non lo posso dimenticare, per cui un legame che non si può, ecco, negare, e tantomeno si interrompe. E poi tante lezioni apprese che mi permettono di guardare con fiducia a questo mandato, che è comunque di grande responsabilità, anche se transitorio. Continueremo sulla strada intrapresa, il campo è già totalmente definito negli obiettivi e nei tracciati. Si tratta di portare il lavoro quotidiano, che peraltro come segretario generale ogni giorno ormai da 3 anni gestisco, per far andare avanti la macchina e i progetti. Ci sono molti impegni. Oggi abbiamo un'autorità di sistema che lavora veramente sotto pressione per tutti gli investimenti del PNRR e del PNC che sono in corso, fra nuovi sviluppi infrastrutturali, investimenti sull'elettrificazione delle banchine e altre attività. Quindi è un momento particolarmente intenso, e l'obiettivo è quello di tenere le tempistiche su tutti i progetti. Finora dobbiamo essere complessivamente molto soddisfatti, è una sfida che nei prossimi anni, fino al 2026, continuerà con la massima energia. Ecco, il vantaggio appunto suo è quello di essere già dentro il motore dell'autorità portuale, soprattutto sui progetti, sulle infrastrutture, come ad esempio la stazione ferroviaria di Servola, piuttosto che il terminal ungherese, rispetto ai quali avevamo fatto anche uno speciale assieme a lei di Tele4. Qual è la situazione per esempio su questi 2 fronti? Ma diciamo che i progetti vanno avanti, credo che in settembre si inaugureranno i lavori veri e propri sulla zona delle Noghere, quindi del terminal ungherese. Stiamo concludendo invece tutto il processo approvativo complessivo, e quindi la conferenza dei servizi della stazione di Servola. Qui qualche piccolo ritardo c'è stato, dovuto diciamo proprio ai momenti iniziali, ma sono piccoli, e quindi abbiamo fiducia che questo progetto inizi a correre anche lui sul piano concreto, anche perché si collega all'estensione del Molo Ottavo, che è un altro grossissimo progetto che oggi il governo ha deciso in qualche modo di sostenere. Certo, lì anche poi con il passaggio di MSC, piattaforma logistica, soprattutto una fase del futuro che vedrà un ampliamento del porto. Sicuramente siamo in una fase di grande lavoro, di ampliamento, il porto si sta estendendo verso la parte più orientale, le infrastrutture già esistenti sono anche ulteriormente migliorate, ma soprattutto stiamo investendo anche sugli aspetti ambientalmente migliorativi. Ecco, l'elettrificazione delle banchine è una premessa affinché un domani il porto non sia più un luogo da dove viene emesso inquinamento. Per noi questa cosa è assolutamente fondamentale, e quindi c'è una visione abbastanza ampia. E non ultimo il tema del rapporto con tutto il sistema regionale. Ricordiamo che noi gestiamo 2 porti, Trieste e Monfalcone. Monfalcone per noi è molto importante. È un porto che può crescere tanto, anche con i nuovi concessionari, ci si sta investendo in ferrovia, nei prossimi anni deve aumentare ulteriormente il suo ruolo proprio nel sistema ferroviario, collegati anche a quelle che sono le infrastrutture della regione. Qui io credo che sia assolutamente da vedere con un grande benvenuto l'idea che la Regione Friuli-Venezia Giulia possa costituire anche questo terreno di fertilizzazione del sistema regionale delle piattaforme logistiche. Cervignano oggi è già in corsa per diventare un vero punto di hub strategico per la ferrovia e la logistica di tutti i porti, e così anche poi la zona industriale di Trieste, dove come sapete ci sono ulteriori prospettive di insediamento produttivo.
e quindi ci sono veramente tanti elementi da continuare a gestire. A proposito di moli, i lavori al molo settimo prodromici, diciamo così, al raddoppio sono praticamente al via, che è, diciamo, uno dei cuori dello scalo nostrano. Il molo settimo rimane il terminale contenitori del porto di Trieste, ci sono i progetti nostri, ci sono i progetti loro di allungamento e i cantieri piano piano si stanno avviando verso la partenza. Lei prima parlava di insegnamenti e di visione di Zeno D'Agostino. Una delle ultime, diciamo così, eredità è stata quella di pensare a nuovi mercati anche a seguito della crisi di Suez, in Nord Africa da una parte. Dall'altro giorno c'è stata una riunione, un meeting tra i rappresentanti del Molo Settimo e l'Arabia Saudita, che è oltre Suez ma è più vicina a un nuovo mercato di riferimento anche per l'Africa e per l'Asia. Ecco, anche da questo punto di vista bisogna continuare a ragionare su, diciamo così, rotte diverse, mercati diversi. Zeno D'Agostino è un grande manager e quindi la diversificazione dei rischi e dei portafogli è uno dei principi base su cui un grande manager imposta le strategie, quindi io sono assolutamente d'accordo. I porti non sono mai delle monoculture specializzate, guai a averle. Però un altro insegnamento di Zeno D'Agostino è quello del dialogo con tutti, con le istituzioni, e quindi anche la diversificazione dello stile con cui si interloquisce fra soggetti, e questo penso che sia forse in questo momento il valore più alto e più importante che noi con tutto il cuore porteremo avanti sulla stessa strada. Ecco, a proposito di dialogo, eredita anche una, tra virgolette, patata bollente relativa all'aumento della tassa sulle merci che transitano in porto. D'Agostino aveva già detto, su certi ambiti bisognerà capire, diciamo così, come trovare una mediazione, posto che le tasse non aumentavano da tempo immemorabile sulle merci. Allora, diciamo che io rispondo brevemente. Noi abbiamo subito, già con Zeno, aperto il dialogo sulla discussione, perché alcuni elementi erano assolutamente importanti da essere compresi meglio, e diciamo che preannunciamo un percorso a breve che penso che sarà assolutamente soddisfacente per tutti. Ecco, si parla sempre di industria collegata al porto e di ruolo dei punti franchi nell'attrazione d'impresa. Ad esempio MSC sul post Wärtsilä ha avuto questo tipo di sostegno, nel senso che è stata l'autorità portuale a spiegare anche le opportunità. Al tempo stesso bisogna costruire, diciamo così, i rapporti con chi può avere l'interesse in quell'agevolazione, perché ovviamente non funziona in tutti i tipi di sistemi industriali. Assolutamente vero, l'arte sta nel capire come mettere assieme le opportunità del territorio con le effettive esigenze dei players, quindi costruire le miscele giuste. Nel caso di MSC questa miscela c'è, speriamo, noi lavoriamo sul tavolo dell'accordo di programma proprio in questi giorni, che insomma si prosegue, che ci siano ricadute ulteriormente importanti già rispetto a quelle che ci sono state con la British American Tobacco, ma anche, ripeto, con quello che succede quotidianamente nel porto dove ancora adesso, e spero continui a lunghissimo, il punto franco viene usato per lo stoccaggio di merci, dei metalli, eccetera. Le possibilità sono grandi, la questione è come sviluppare anche la comprensione di questo modello proprio per chi produce attività di tipo industriale. Da commissario del porto, cosa si sente di dire invece ai portuali, a coloro che lavorano in banchina, in un momento in cui anche questo tipo di lavoro via via si trasformerà con le nuove tecnologie, ma che rappresentano comunque la base operativa dello scalo? Assolutamente, io su questo devo dire che siamo sempre assolutamente con loro. Il primo occhio va alle persone che la mattina si alzano e vanno sulle banchine. Noi abbiamo un sistema che è stato anche questo costruito da Mario Sommariva e da Zeno D'Agostino, che ha messo in equilibrio uno schema di capacità di intervenire attraverso, diciamo, il nostro ruolo col piano organico, con l'ALPT. Credo che su questo continueremo assolutamente a garantire quello che è stato fatto in questi anni e che ha permesso di mantenere la pace sociale in questo porto, che non è poco. Allora, tra un istante saremo in onda con Alessio Colautti, che è già in studio con noi, fisarmonica pronta, quindi tra qualche istante vi ritroviamo assieme. Saluto Alessio. Ciao Alessio, come stai? Quando siamo qua, benissimo. Benissimo. Allora, pubblicità e siamo noi.
Bentrovati in studio, è un piacere avere con me Alessio Colautti, un grande amico di Tele4 che ci ha fatto il regalo anche di tornare con la sua fisarmonica. Chi ricorda l'altra barcolana con Alessio, con Andro Mercù, con Ferdinando Avarino e con i collegamenti, è stata una giornata straordinaria. Sì, soprattutto perché non si aveva vento. Questo. È stata una giornata straordinaria per Tele4, dopo la barcolana pazienza. No, anche per noi che erinimo qua e che suffiavimo da qua sulle vele ma non si muoveva niente. No, veramente che è stato un grande spettacolo, allietato proprio dalle note di Alessio Colautti che canta, suona la fisarmonica, balla sul palco, tutto. Quel che avevamo non manca niente. Ascolta, andiamo un attimo a dare un'idea intanto di dove ti possono venire a vedere quest'estate, perché ci sono tutta una serie di eventi. Partiamo da quello che arriva prima, diciamo così. Arriva prima il 20 e 21 di giugno al Teatro Rossetti per il Festival dell'Operetta 2024, l'operetta L'Acqua Cheta di Giuseppe Pietri, con un cast tutto nostrano. Intanto l'adattamento alla regia di Andrea Binetti. Poi abbiamo Gualtiero Giorgini, Marzia Postogna, Ilaria Zanetti, Michela Vitali, il sottoscritto, Francesco Cozzi, sotto la bacchetta vigile della direzione di produzione di Rossana Poletti, la FVG orchestra diretta dal maestro Romolo Gessi e il coro diretto da Andrea Mistaro. Sono tutti amici nostri, il maestro Gessi, Binetti, ma stiamo tentando da un po' di anni, anzi sta tentando, perché in torta sono dentro anche me, di fare una sorta di compagnia stabile dell'operetta, tutta nostrana, perché ovviamente che non sono mise, stabile nel senso che sei residente. Stabile, certo, stabile sì, non stabile dell'atter, stabile intendo proprio stabile, dell'operetta, perché funziona ovviamente, perché si crea anche una sintonia fra queste persone, ovviamente. E quindi 20 e 21 giugno, facile da ricordare perché è un giovedì, un venerdì, biglietti al Ticket Point o se no su Viva Ticket, poi lo ricorderò più. Tra l'altro c'è una grande voglia di operetta a Trieste come sempre, quindi si risponde anche a questa che è un'esigenza culturale. Per il secondo anno è anche veramente un tavolo sinergico, perché l'Associazione Internazionale dell'Operetta insieme al Rossetti, insieme al Teatro Verdi, se si metti finalmente insieme per fare qualcosa di grosso, di importante. Parlando di robe meno serie, ti tocca suonare anche per Bosazzi su compleanno o ti sono stato esentato almeno da questo? Sono tra gli invitati, ma no. Anche perché My Way con la fisarmonica o Memory anche non perché funziona. oggi succede anche questo, tra gli happening cittadini c'è la messa in scena bosaziana che vedremo in cosa si tradurrà. Sì, tra l'altro sono stupito che il tenente colonnello capitano Schillani che te la sentì prima non abbia dato le chiusure di via dell'Istria, perché i salesiani chiudi per la parata, per il red carpet di Bosazzi. No, perché giustamente hanno chiuso via Flavia per il concerto di Ultimo, che se l'ultimo arriva, e cosa non saremo via dell'Istria per Bosazzi? Appunto, 60 anni che arriva, gli fa un bus navetta e tutto. Cioè creiamo almeno un poco di evento, un poco di coda, un po' di scandale a San Giacomo. Sì, qualche trombetta, qualcosa del genere, giusto? Sia duopo, credo. Chiederemo alle 13:20 magari. Sì, non so chi che sia. De Grassi che magari che si chiude battuta. Esatto, sì, lui te chiudi sicuro, se te che domandi il fa sicuro. Chiudiamo tutto. Benissimo a Umberto Zeleotto, ma che fischerà già le orecchie, come se dici tecnicamente parlando. Ma lui penserà che sia gli apparecchi, quindi non sarà problemi. Penserà che sia gli apparecchi, nessun problema. Ben fatta. Ascolta, scaldemo qua sì, anche perché pensavo che di solito i sabati nostri cominciavamo sempre con questa. Come cominciavamo? Le galline tutte matte per la perdita del gallo, le garotto il capponaro per la rabbia che lega, e le garotto rotto il capponaro naro per la rabbia e che lega, e le garotto rotto il capponaro naro per la rabbia e che lega. Amici beviamo, amici beviamo, beviamo. se le
le bave no vuol che cantemo, noi cantemo, se le bave no vuol che cantemo, noi cantemo per farle arrabbiare. Cantemo, cantemo, e noi cantemo, e noi cantemo, 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 e noi cantemo per farle arrabbiare. Ale, grande Alessio, bella partenza. Parlavamo appunto degli eventi, però ce ne sono parecchi. Per esempio la tua stagione di Notte in Caffè si trasferisce il teatro in giardino, al giardino pubblico, è la terza edizione, sì. Dove c'è il cinema all'aperto dentro il giardino pubblico, in un pavillon tra l'altro storico, perché là... Un pavillon, sì, beh, questa l'avevo studiata perché non sapevo neanche mica cosa vuol dire. In un pavillon dove ha diretto anche Franz Lehár, la banda militare, con 3 appuntamenti insieme al maestro Marco Balabén, a Elisa Colummi. Il primo per festeggiare l'arrivo dell'estate, il secondo per fare un Sanremo estivo e il terzo l'operetta incontra il musical, quindi il 27 di giugno, il 25 di luglio e il 20 di agosto i biglietti si acquistano direttamente là e, cosa non da poco, andiamo in controtendenza al solito perché quest'anno abbiamo calato il costo del biglietto. Per fare qualcosa di popolare, insomma. Beh, simpatico, però sì. Soprattutto il fatto di potersi ritrovare in giardino all'aperto d'estate. Sempre meraviglioso, poi un posto che l'unico cinema all'aperto è rimasto ormai, quindi insomma in mezzo alla programmazione cinematografica anche del teatro, questo grazie al Teatro Miela. Ma prima se vedremo per l'operetta, ovviamente. Certo. Operetta che il Festival dell'Operetta 2024 molto articolato, finirà con una Contessa Maritza al Verdi l'8, 10 e 11 agosto, ma ci rivedremo tutti al Castello di San Giusto sabato 20 luglio con Ti racconto la vedova allegra, con Andrea Binetti, Selma Pasternak, Ilaria Zanetti, Gualtiero Giorgini, sempre questa compagnia affiatata, compagnia stabile quasi. Compagnia triestina residente. Sì, esatto. Molto bene. Allora, c'è una telefonata, vediamo se è la classica telefonata da Sveglia Trieste oppure se è in salsa con la Utti. Pronto, buongiorno? Dottor Stabile, buongiorno a lei. Carissimo, buongiorno. Sono Fulvio. Ciao Fulvio. Buongiorno. Buongiorno, prima di tutto parlo in dialetto oggi. Come bravo Daghe. Spero bene. Volevo, visto che sono cresciuto a Servola, tante volte parlo anche del maresciallo Scalabrin, che è un bellissimo ricordo, se puoi cantare la canzone Andiamo a Servola domani. Ma certo, guai se no. Va bene? Grazie al nostro amico che incredibilmente oggi non parla di territorio libero, gli vogliamo molto bene perché Servola libera. Servola libera. Piccol mus e piccol tram, demo a Servola doman, demo a Servola doman, demo a Servola doman, piccol mus e piccol tram, demo a Servola doman, demo a Servola doman, andiamo a Servola. Sotto la pergola, andiamo a Servola doman. Ale. A dedica proprio, insomma, come l'orchestrina della Dreher. Fantastico. Uguale, ma qua non porta mezzi però, niente. No, che poi se mico il zuffeti col pan. Vari ed eventuali. Tutto quello che poi può succedere in una canzone triestina. E questo è il bel delle canzoni triestine, perché guarda, se mi comincio solo a far dentro te puoi mettere che quel che te voglio. Che puoi dare? D'altrande opzi, perché è un tempo binario o ternario, quindi io penso a questa per esempio. La mula de Parenzo l'ha messo su bottega, de tutto la vendeva, de tutto la vendeva. La mula de Parenzo l'ha messo su bottega, de tutto la vendeva, ora che baccalà perché non m'ami più. E qua potremmo fare, visto che qualcuno so che va in vacanza da quelle parti, America, 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 in America mi voglio andare. Qua potremmo fare becchi de là, becchi de qua,
se noi se vecchia Trieste noi sta, oi la la ri, oi la la ra, se noi se vecchia Trieste noi sta, se ogni becco avessi un lampion, oi mamma mia che illuminazione, oh la la ri, oi la la ra, se noi se vecchia Trieste noi sta. E la svolta green di una, cioè, come dire, antesignana, certo, no? Cioè se ogni becco avessi un lampion oggi sarebbe de moda. E il ministro, no, non si può dire niente oggi, No, non si può dire niente. no. Tanto se tutti i ministri non si sbaglia mai, non si sbaglia. Pronto, buongiorno! Ciao ragazzi, voglio darvi un salutino. Buongiorno Laura! Ecco, lui sa già i nomi. Ciao Muli, come sei? Tutto ok? Tutto bene, grazie. Come ieri e spero come domani. Anche mio. Ma insomma, mi sono più sicuro, Tino se sa, questo del duro. Ah, guarda, non te conto. Ah beh, non Perché dopo contare. ti sul palcoscenico te che conti è tutta triste. Appunto, non dirmi che sei mio. Laura, cosa stai fa sto weekend? Ah, non te conto. Ah, niente, vabbè, ok. Provo a provarmi. Ciao ragazzi, sono contenta che Alessio finalmente si di nuovo su Sì, Tele4. era ora, no? Era ora, sì, eravamo anche un po' stufi. Ciao, Sì, eravamo un po' Marco, stufoli ciao, Alessio. Buona del giornata. fronte politico, volevamo ben tutti i politici, ma un poco di meno. magari, Bravi no? ma basta. Bravi ma basta. Bravi ma basta, sì, bravi ma basta. Vabbè, allora dunque, il lampion dei becchi svolta green è già un primo punto di partenza importante per il futuro. Sì, molto, ma veramente sarebbe da pensare, anche perché sul becco si può mettere tranquillamente perché non che brucia neanche la cirica, perché posando sui corni la bajour sta lontana dalla fonte di calore. Si può doprare carta che è riciclabile, quindi non c'è problema. Sì, perfetto. Sei nato per quello. La svolta del futuro, la svolta del futuro. Valpiù bice de Dalmato, che l'amor mio, che l'amor mio, che mi tradisce. Ecco che torna ai becchi. Eccoli. Non voglio amar più femmine perché son false, perché son false in te fare all'amor. Penso che il centralino chiama, ma che bel che aveva messo qua. Aspetta qua, fermo mezza trasmissione. Sabrina, per come muovi le mani e il mulo volessi essere quella fisarmonica. Aiuto. E qua. Sì, domandi quanti anni che la ha, perché è facile dire così. Magari se perché la ha l'artrite che interessa massaggi con la trappa, sicuro. Conosco i miei polli. Pronto, buongiorno. Oh. Prego, Pronto? signora. Pronto? Pronti? Sì, eccomi, anche me sono pronta. La Ghedaghi. Tanti auguri e molto bravo. Comunque che domando un favore. Un favore. Suona la canzone nel tram di piscina, che Sì. siccome non lo avevamo più, almeno che sento la sua voce con la canzone. Almeno la canzone. Giusto. bene? Va bene, almeno la canzone, giusto Tanti signora? auguri. Va bene. Grazie, sì, in signora. effetti siamo state le prese con rincalzatrici e quant'altro, ma ancora no ardi, diciamo così. E anche il tram de Occina, zenato disgrazia, venendo sopra il scorcola una casa garibaltà. E buona de Dio, era giorno de lavoro, e dentro non era che il povero frenador. E come lavora, che viene e che va, e dici che il mondo se garibaltà. E come lavora, che viene e che va, e dici che il mondo se garibaltà. L'Italia gappa in bianco, la Francia ga bombin, Trieste ga putele, tutte cariche de morbin. Carbonga l'Inghilterra, la Russia ga cavial, e l'Austria ga capuzzi che non se può il magnar. E come lavora, che viene e che va, e dici che il mondo se garibaltà. E come lavora, che viene e che va, e dici che il mondo se garibaltà.
ribalta. Ale, qua ormai si risponde alla richiesta pronti via, insomma. Sì, ma l'IBAN non domanda nessuno per una... niente. No. Beh, alla fine se te vuoi, mettiamo in Sì, sotto pancia, sotto bunigolo. Siccome col cappello arriviamo. Pronto, buongiorno. Pronto, buongiorno. Carissimo, buongiorno. Siccome che io l'ho frequentato un periodo il circolo di Reina Vecchia, no? Ah! Una canzone, non solo la musica, ma comunque le parole era Città Vecchia, Corosa, Veneto, Sì. Oh, la mia invita a nozze. Una poesia. Se poderia suonarla. Grazie. Una poesia, anzi lo abbiamo detto più volte, ma ormai siamo come i vecchi, quindi potremmo dirla anche una terza. E il modo con cui ho conosciuto Alessio a una festa per l'olio da Crisman. Sì, la ciò di l'olio. La cena dell'olio? Sì, la ciò di l'olio. Sì, non è una roba del Ventennio, non è una roba, non è una roba delle terme di Monte una Cassini. serata a Marc Messeghet per la depurazione dell'intestino, infatti, in cui Alessio iniziò a cantare proprio questa famosissima aria e chiese al pubblico di proseguire. Perché sono stato l'unico ad andare avanti. E l'unico che andava avanti era me, insomma. Certo. Quindi negato cap più che altro, no? Reina Vecchia, Crosada e Ghetto, che ha formato un proprio dialetto, con l'accento furlan piranese, è un incrocio fra il greco e il barese. In sti tempi de progresso, Città Vecchia la torna a fiorir, ma però se pecca che la vol demolir. Col. Una volta sposata una figlia, terminavimo in osteria. Oggi esisti sposini de moda, in istituto i vacciorse la boba. In sti tempi de progresso, Città Vecchia la torna a fiorir, ma però se pecca che la vol demolir. Quasi i greghi che ingruma poltrone, armaretti, caldiere e madonne, qua finissi fra pianti e proteste, e il mobilio de mezza Trieste. In sti tempi de progresso, Città Vecchia la torna a fiorir, ma però se pecca che la vol demolir. Ale. Questo mi permetti anche di ricordare che qualche giorno fa, il 6 giugno, trascorreva giusti 4 anni dalla scomparsa del maestro Livio Cecchelin, un grandissimo figlio di Angelo Cecchelin. Certo. Questa è una canzone di Angelo Cecchelin, ovviamente. E Livio Cecchelin, figlio di Angelo Cecchelin e di Lilia Carini, Margherita Naccari all'anagrafe, scomparso 4 anni fa, e col quale ho avuto la grande fortuna di lavorare per un lungo periodo, e tra l'altro per ricongiungersi al discorso operetta a Quacchetta, Marzia Postogna, Gualtiero Giorgini, Michela Vitali, ha cantato, ha lavorato spesso anche con il maestro Livio Cecchelin, che negli ultimi anni collaborava anche col Teatro La Contrada. Certo, su questo vanno dette due cose. La prima, fondamentale, che se non ci fosse Alessio Colautti, diciamo così, che tutta una generazione di giovani o persone anche, devo dire, della mia età, perché ormai giovani non sono più, non conoscerebbero Cecchelin, perché per un semplice motivo che anche in rete non si trovano poche cose, il film c'è un'unica comparsata, no, che abbiamo anche mostrato, certo. No? Quindi il contributo di Alessio del tramandare, diciamo, quel tipo di mondo triestino, perché un mondo non è solo teatro, non è solo le canzoni, e lo ringrazio per questo, perché altrimenti i giovani non ne avrebbero probabilmente sentito parlare, perché una cosa è a vedere un video, un'altra cosa è vedere uno spettacolo di Alessio, sentirlo nelle tante apparizioni. L'altra cosa che ci tenevo a dire è che questa di Città Vecchia è una poesia triestina, sì, un modo... anche se non la canti. No, se potessi leggerla, a parte che poi
A ogni spettacolo lui zontava una strofa nuova, perché poi per esempio è il comune che comincia a mettere in ordine le strade, le piccole stradelle, e lui canta e il comune con le 9 stradelle e il comune con le 9 tabelle mette in regola strade e stradelle, per mancanza dei numeri boni tutte le mule sbagliava i portoni. Sempre questo leggero ironia graffiante. Altra cosa che dico puramente a caso, però nel 1921 lui scrive una quartina celeberrima: tutti i partiti prometti de darne polenta e fasoi, passate che se le elezioni nessuno si ricorda di noi. E queste sono cose che già nel 21, ecco la grandezza dei grandi, quando lui non vedi l'episodio singolo, ma vedi proprio il meccanismo come che si muove. Avrei un'idea per uno spettacolo, probabilmente te che ha già fatto, però nei luoghi di Cechelin, Civitavecchia, Cavana, non so, mi viene in mente Piazza Barona del Pane, certo. Fare una serata in cui Alessio Colautti con la fisarmonica, con accompagnamento, si sposta nei vari luoghi, canta e racconta di Cechelin nei luoghi di Cechelin in plein air. Comprato, femo. Se te vuoi mi te aiuto nella parte di conduzione. Ah, pensavo una parte amministrativa. No, non voglio soldi, questa roba è fatto per... Sapemo. Però sarebbe una bella roba. Bellissimo, suggestivo, no? Molto quindi suggestivo. Il racconto, magari mentre si cammina, e poi molto sul posto suggestivo. La cantata. O anche qualche piccola degustazione, una degustazione che non sa mai. Sempre. No de oio come noi, ma roba più concreta. Quello non puoi mancare. No, anche perché girare per città bevendo oio senza avere un punto proprio di appoggio. Tappa finale magari con una degustazione anche di quel che si mangiava all'epoca. Zuff, quindi Zuff. Certo. Però insomma, brodo brustolà, robe che se abbiamo forse dimenticato. Però le sentite e viste magari dalle mie nonne. Detto, no? Una roba. Sì, una roba tipica nostra. Una roba che scaldi. Certo, una busera, qualcosa del genere. Se puoi fare? Certo, se puoi fare. Perché insomma sarebbe bella. Devo dire che l'esperienza fatta con la parte, diciamo, adesso ovviamente non mi verrà il nome, farò una brutta figura, tutto il mondo dei fantasmi, eccetera, quella dama bianca, l'esperienza fatta da mia amica guida turistica. Sì, ma mica visto il nome, aiutimi. Ho capito che te parli, sì. E allora sta molto interessante, vagolando, no? Sì, e lei faceva questo tipo di discorso sui fantasmi, eccetera. Però su Cechelin abbraccerebbe ancora un pubblico forse più ampio, anche più posti, perché ricordiamo che insomma Sega mosso parecchio. Sega mosso, poi i posti tipo l'ex Filo Drammatico, no? Certo, adesso ho trasformato in garage, anche garage della nostra direttrice di produzione Rossana Paletti, che è il garage di Rio, quindi posso rispondermi al telefono? Sì, rispondi. Francesca Pronto? Pitacco, ciao Francesca, un abbraccio. Ciao Francesca. Pronto? Pronto? Sì, mi sono pronto, è là? No, mi sono Alba. Buongiorno Alba! Trieste attualmente, buongiorno a tutti e due, carissimi, mi diverto molto ascoltare. Una domanda Alessio che non voglio fare perdere tempo, dimmi, questa fisarmonica la ha 120 bassi? No, 84, meno. Vabbè, però guarda, se ti dica una di 80 bassi e te devi fare un accordo di diminuita, do diminuita, che poteria farlo, te sa farlo? Sì, come no, eccolo. Com'è? E il basso? De do? Sì. Settimo de fa? Sì. Ah, perché nessuno mai sapeva sta roba qua che donna, perché mi come 80 bassi, parlo soprani, che suonavo te Savoia e balli quella, però nessuno mi sapeva di sta roba. Allora ok, complimenti. Allora, buon proseguimento per ascoltare. Grazie Alba. Grazie. No, ciao cari. Oddio, la pranoterapeuta. Devo aggiornarti, sì, perché Sabrina, che prima appunto dice per come muovi le mani il mulo, volessi essere quella fisarmonica, rispondi, sono pensionata e non ho artrosi, prova a suonarmi e te vedrà, sono una cougar baba. Ai Jesus Maria, qua la roba si fa seria, Beh, domani quanto che la gata è pensione più che altro, dopo vedremo, dopo tutto si può fare. Se la ne foraggia il spettacolo su Cechelin in giro, potremo fare tutto senza problemi. Va bene. Monada per Alessio. Arriva la vignetta del nostro amico Englaro che ogni mattina fa le vignette. Ecco qua. Zé Alessio che conta dei E30 e 20 era troppo pochi?
Ma la vedo ogni mattina, è puntuale. Lui è bravo, puntuale, bel tratto, puntuale. poi arriva all'istante, al punto delle situazioni. È puntuale. Grazie a Alessio Colautti che tiene vivo il vero spirito delle canzoni triestine, che oggi vengono spesso falsate, dice Marina. È vero, questo è un grosso problema, anche perché si tende a parlare un po' troppo in cicchera, no? Si ha quasi paura di... sì, per non dire a culo di gallina. Comunque molto così, tutto un po' attaccato, no? Non voglio... Stamattina... Sì. Venendo qua il tassista mi ha detto ma oggi il tempo è un poco muffo e oggi è mescolato. Oggi è mescolato. Il classico fuori per fuori. Sì, è proprio mescolato, capisce? Molto bene, molto bene. Pronto? Bello, buongiorno. E ora? La Granzetta, buongiorno. Buongiorno Fiori, mega finì l'anima del buon umore, grazie, vi auguro ogni bene e grandi successi, ok? Grazie Anita, un struccon forte. Grazie carissimi, vedervi a voi mi ringiovanisce il cuore, grazie infinite e avanti tutta. Sempre avanti, mai passion. Grazie signora, vedi, basta mettere Alessio, si anima tutto da solo. La Granzetta tra l'altro telefona sempre. Sì, perché la vivi tutte le 4 era, popcorn e tele 4, tutta la vita. E la gallina con do teste mi l'ago vista svolazzar sopra i colli de Trieste la lavarda sventolar. Qua se magna, qua se bevi, qua se vivi in abbondanza, pasta asciutta non ne manca, e viva la e pobo, e viva la e pobo, e questo è il motto Triesti, che la va di bene, che la va di male, sempre allegri ma in passione, viva la e pobo. Resto dopo. Ecco, spieghiamo sempre per quelle generazioni nuove, diciamo così, perché viva la, che è roba proprio tua questa. Viva no? L apostrofo A maiuscola puntata, viva l'Austria e poi bene, come avessi detto il tassista di Mescolato. Viva l'Austria e poi bene. Sì. Quindi in realtà è un inno che spiega la dedizione della città certo. all'Austria. No? Bravissimo, giusto dire dedizione perché non è mai stata un'occupazione, dal 1382 è sempre stata una... Siamo noi che aver domandato l'aiuto allora ai arciduchi d'Estiria, no? Poi... Tra l'altro questo tipo di rapporto prosegue anche come persone come Alessio per gli eventi, diciamo, di collaborazione con l'Austria. Ora c'è stata la partita dei pompieri, certo, no? Da 42 anni continua questo gemellaggio tra i pompieri di Grazia e i pompieri di Trieste. Da 42 anni un anno si va su, un anno vengono loro giù, partita di calcio, poi si va a visitare alcuni luoghi in giro per le città, che diventa sempre più difficile trovarne di non visti, di non scoperti, anche perché moltissimi austriaci vengono durante le vacanze sempre di più a Trieste, no? Certo. Poi grazie invece alla tua seconda casa. Sì, grazie, proprio grazie, vera. Sì. Certo, fa parte della tua storia, tanto che ti emozioni quando dico grazie. Sì, proprio... grazie, sì. Grazie, molto bene. Pronto? Tele 4? Sì, no, signora. Il 3 regionale, pronto? Buongiorno, volevo salutare Alessio. Sì. Buongiorno Anna Maria, ciao. Oddio. Ecco. Grazie Anna Maria. Anna Maria? Ecco, volevo salutare Alessio e ringraziarlo per quanto fa per la nostra associazione. No, ma adesso... E dirle che saremo sempre fedeli a lui e a tutto il suo bel umore e capacità ed ingegno. E qua mi commuovo quasi perché Anna Maria è la segretaria dell'associazione Parkinsoniani Trieste, con la quale collaboro da un po' di tempo, una splendida realtà associativa che ho scoperto grazie proprio ad Anna Maria, Chiara, al dottor Capus, e con la quale facciamo bellissime robe. Mi tengo un laboratorio di teatro
insomma, una realtà splendida alla quale tengo tantissimo e che non mi ha accolto solo me, ha accolto tutta la mia famiglia, insomma una bellissima realtà, e questa telefonata mi fa particolarmente piacere. Contraccambio il saluto da Anna Maria, che mando un grande bacio e ci vediamo presto, perché poi tra l'altro il 27 di giugno il primo spettacolo al Giardino Pubblico si intitola Domani è un'altra estate, e ospiti della serata, oltre a me, Elisa Columbi e Marco Balaben, ci sarà proprio la compagnia stabile dell'associazione Pegaso Parkinsoniani Trieste, che è il frutto del lavoro di un anno di laboratorio teatrale. Allora, dalle robe serie alle monade, nel senso che Sabrina, che si proprio in galà, che ha fatto anche il fotomontaggio con Rocco. Orca! E la ha scritto te spetto fuori col tassametro. Buonasera, sì, che dirò buonasera. Beh, quella pubblicità però è geniale. C'è lui che arriva, no? Geniale, con la chiave inglese, con la brugola, non so che dici. Non fa niente, dici solo buonasera. Sì, e il bello è che Chiche che verzi la porta, se qualche anni fa faceva proprio la pubblicità del vado col primo che capita, e lui diceva buonasera, invece stavolta che tocca tenere sotto clucca la moglie in doccia, perché la paura che è giusto il sifon, capisci? Allora se mio non, insomma, è pericoloso. Molto bene, pubblicità e torniamo tra poco con altri sifoni. Eccoci qua, pronti con Alessio Colautti ancora per una mezz'oretta assieme, fin qui grandi canzoni triestine, grandi divertimento, ma dobbiamo ricordare anche l'evento al Sartorio. Sì, lunedì 5 agosto. 5 agosto. Dal titolo Povero nostro Franz. L'anno scorso che abbiamo fatto noi delle vecchie province, quest'anno Povero nostro Franz. Mese di agosto, il mese è dedicato al genetliaco dell'imperatore Francesco Giuseppe, il 18 di agosto. Io sarò il Kapellmeister della banda Fiati di Muggia, con maestro concertatore, il maestro Andrea Svetez. Leggeremo alcune maldobrie e alcune lettere inedite del popolo verso l'imperatore, insieme a Marzia Postogna, e le leggeremo in una veste inedita, perché siccome molti scrivevano all'imperatore in dialetto e lui rispondeva in dialetto salisburghese, noi per rendere l'idea le scriveremo in italiano e risponderemo in triestino per dare l'idea del dialetto. Quindi un Kaiser che parla triestino. Bellissimo. Biglietti anche quelli al ticket point. Non abbiamo detto i biglietti del Miela. Sì. Anzi del Miela, i biglietti della stagione in Giardino Pubblico si trovano alla biglietteria del Miela, o se no direttamente le sere dalle 20, quindi da un'ora prima dello spettacolo. Mentre è già ampiamente in prevendita i biglietti per l'Acqua Cheta dell'operetta al Rossetti, e anche dell'evento a San Giusto del 20 di luglio. Ecco, ricordiamo Povero nostro Franz, un libro che moltissimi hanno a casa, perché è una delle fortunate edizioni delle Maldebrie, certo. Insomma le storie, diciamo così, più che di triestinità, dell'area giuliano-dalmata, no? Esatto, sì. Con un dialetto totalmente inventato, perché Carpinteri e Faraguna si è inventato un dialetto ciappando e pescando un poco di qua, un poco di là, quindi roba nostra proprio. Sì, perché è un po' di triestino, un po' di istriano, esatto, un po' di influenze, un po' venete, esatto, sì. Mi dice, ci faccio, ci dico, quelle robe tipiche dei Carpinteri e Faraguna. Bellissimo, bellissimo, insomma è una cosa che andrebbe, insomma, secondo me riletto anche appunto nelle scuole. Magari il triestino fa difficoltà, però insomma ma sempre molto riproposte e sempre con grande successo. L'anno scorso abbiamo fatto 2 date, quest'anno siccome il Sartorio amplia la sua platea siamo in data unica, lunedì 5 agosto. Benissimo, siccome il sol magna le ore. Pronto? Prego. Buongiorno. Ila. Intanto Alessio, viva la Sempre. Buongiorno. Volevo ricordare che lo spettacolo Sabatata itinerante te l'ha già fatta qualche anno fa su Antonio Freno con la godibilissima pranzo dopo. Sì. Auguroni e avanti così. Grazie, un saluto a casa, mi raccomando. Grazie, e scusa, devo chiudere perché mi sta suonando mio marito. Non si può rimandare. Saluti. No, assolutamente no. Ciao, un abbraccio. Ciao.
Te ne spieghi questa? Perché le me guarda de sconto del marì, dopo il marì le senti per televisione, le me vedi mico il fotomontaggio di Rocco, che ha paura, perché se tanto me dà tanto, le ha paura, allora le controlla. Tra l'altro una delle poche che ha ancora il marì, quindi non è una roba... È chiaro, poi oltre al buonasera te presenti anche con la fisarmonica, certo, magari. E no? Con quelle mani può dire ciò che vuole, ti capisci? Come che diria la nostra amica. Certo. Vabbè, Igor Cossadisi, Alessio sei un grande, fa piacere vedere che esiste ancora qualche dun che porta avanti la triestinità patocca, quella che valorizza senza spuzze nazionaliste sotto il naso la cultura meticcia della nostra meravigliosa città. Bellissime parole. Viva là! Sempre viva, sempre viva. Vabbè, se è così. Pronto? Pronto? No, è andata. Zilmarì che la cacciamada. Zilmarì che la cacciamada. Adesso ti faccio l'escursus, senza farò una volta il ritornello, se no dura troppo. Daghe. Di tutta la famiglia dei Gobbi. Tra la Semo e gli alleati, perché è lunga, ma fermo semplicemente la storia della famiglia. La storia, dai Gobbi. E coi sega sposato, se rivadi sonadori, con la gobba anche lori, con la gobba anche lori. E coi sega sposato, se rivadi sonadori, con la gobba anche lori. La famiglia dei Gobon. Goba tu madre, goba tu padre, goba la mona di tua sorella, iera goba anche quella, iera goba anche quella. Goba tu madre, goba tu padre, goba la mona di tua sorella, iera goba anche quella, la famiglia del Gobon. Gobo, sentite, gobo, sentite. Gobo, sentite, me sentirò anche mi. E qua. E dopo 9 mesi è nato un bel bambino, anche lui col suo gobino, anche lui col suo gobino. E dopo 9 mesi è nato un bel bambino, anche lui col suo gobino, la famiglia dei Gobon. Goba tu mare, goba tu padre, goba e avanti andare. E dopo... Sorella? Sì? Dove si arriva? E quando che è morto, ha fatto una gran cassa, anche quella con la gobassa, anche quella con la gobassa. E quando che è morto, ha fatto una gran cassa, anche quella con la gobassa, la famiglia del Gobò. E goba tu mai di andare dopo. E sora la gran cassa, che era una grobetta, anzi che era una crosetta, anche quella con la gobetta, anche quella con la gobetta. E sora la gran cassa, che era una crosetta, anche quella con la gobetta, la famiglia dei Gobò. Goba tu mare di andare. E dopo 10 anni lo ha cavato fora, e la goba era ancora, e la goba era ancora. E dopo 10 anni lo ha cavato fora, e la goba era ancora, la famiglia dei Gobò. Goba tu madre, goba tu padre, goba la mona di tua sorella, iera goba anche quella, iera goba anche quella. Tu madre, goba tu padre, goba la mona di tua sorella, iera goba anche quella, la famiglia dei Gobon. Gobo, sentite, gobo, sentite, gobo, sentite, me sentirò anche mi. Ale, insomma, senza speranza sta famiglia, insomma, anche post mortem, diciamo così. Però sa, dime. Aver sempre la goba è una... Sì, te disi, te tocchi solo, te porta fortuna. Porta bene, non si sa mai. I tempi che corri servi. Non si sa mai. Servi, infatti. No, vabbè, insomma, noi nel dubbio, se sei gobe, una toccata che la devo, insomma. Vabbè, Alessio, come si andrà la stagione? Intanto notte in caffè, dicevamo, tutto esaurito. Finalmente dopo la tragedia del Covid, tragedia in tutti i sensi ovviamente, abbiamo registrato dei tutto esaurito a teatro, perché nelle scorse stagioni li abbiamo sempre accarezzati ma non realizzati, e quest'anno invece con uno spettacolo sui Wiener Lieder, quindi le canzoni viennesi, insieme lo devo ricordare perché è un mostro di bravura e di gentilezza e di attenzione, il maestro Corrado Gulin al pianoforte. Ho avuto vari pianisti durante la stagione, il maestro Marco Balaben ovviamente, il maestro Bruno Jurcev, e con Corrado Gulin quello tutto esaurito, e il tutto esaurito anche insieme ad Andrea Binetti, factotum grandemente e cuore del Festival dell'Operetta, per l'ultimo spettacolo,
che come solito l'ultimo spettacolo a maggio fa da aperitivo poi alla stagione operettistica estiva, e con Andrea un altro tutto esaurito, quindi insomma frutto di grande lavoro, però ripagato appieno. E non solo per i numeri o per gli incassi, ma vedere un teatro pieno è sempre un respiro ampio per l'anima, insomma. Certo, ecco. Certo, stagione che poi riparte ad ottobre. Ne sono tenuto la seconda domenica libera perché dovremmo fare l'altra Barcolana. Sì, ecco. Su questo non c'è discussione. E quindi dopo, dalla settimana prima invece ricomincia la stagione Notte in Caffè. Sarà una stagione tematica, un pomeriggio con o un pomeriggio di o un pomeriggio a, quindi non so, un pomeriggio a Mosca, un pomeriggio a Budapest, un pomeriggio con Livio Cecchelin. Volessi dedicargli un pomeriggio al maestro Cecchelin nel 25 per i 5 anni dalla morte, per ricordarli. Per fortuna posso essere tranquillo perché non lo ricordo solo da morto, ma abbiamo lavorato molto insieme, che ho fatto dar nel 2015, che ho fatto dar niente, cioè abbiamo lavorato per far dar il sigillo della città per i 60 anni di carriera, e quindi ho fatto anche quando era il momento di far da vivo, e adesso posso con tranquillità ricordarlo anche che non lo c'è più. Certo. Serve un museo per Cecchelin? Servissi, secondo me, fare una bellissima mostra al Salone degli Incanti con tutte le scenografie enormi, grandissime di Angelo Cecchelin, i copioni che gomi in possesso per dono della famiglia Cecchelin, da un museo, una sorta di museo interattivo, certo, ascoltando in sottofondo Angelo Cecchelin, leggendo i suoi copioni digitalizzati. Ma soprattutto servi, e questo so che Michela Vitali in questo concorda con me, ma non solo Michela, tanti altri, servi soprattutto, se Cecchelin ha una scala dedicata a lui, serve intitolare qualcosa a Iole Silvani, ovvero Nio Bequaiatti, perché quest'anno dai 30 anni della morte sarebbe forse una ciliegina sulla torta da dover mettere. Un teatro sarebbe la roba più bella, forse più giusta. Certo. Poi insomma, penso anche alle statue che avremo in giro per la città. Appunto. Un Cecchelin, no, in posa teatrale. Con la sua paglietta in questa posa sua, esatto, sarebbe fantasmagorico. Sì, anche perché solo pensare tutti gli occhi dei turisti che se possono andare a vedere, come si dice, googolare Angelo Cecchelin, sarebbe un ottimo movimento. Certo. Vabbè. Da Trieste fino a Zarago impegna la mia chitarra, amor, 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 amor. Da Trieste fino a Zarago impegna la mia chitarra, amor, 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 che a Trieste c'è un bel fiore. Ero in campagna col primo amore, oh che bel fiore. Da Trieste fin Duino go impegna il mio mandolino, amor, 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 amor. Da Trieste fin Duino go impegna il mio mandolino, amor, 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 che a Trieste c'è un bel fiore. Ero in campagna col primo amore, oh che bel fiore. Fiore, ero in campagna col primo amore, oh che bel fiore, oh che bel fiore, viva l'amor sul paion. Grande Alessio. Arriva un'altra vignetta senza fumetto, diciamo senza parole,
che dice solo povero nostro Franz. E con la gallina con do teste de Dio. Un poco di roccada, diciamo, la gallina, ecco, ma il lui collo fiero, che ecco. Povero nostro Franz, proprio sì. Lui testa alta, petto in fuori, fiero. Favorite belle in vista, i suoi mustaccioni. Una roba che avevamo in comune è che siamo spelai tutti e due, vedi, sia me che lui. Ecco, una roba che ne accomuna, oltre all'amore per l'Austria, ne comuna l'essere spelà. Molto gentile regista che, come ho detto, spelà mi fa un primo piano sulla pelata, proprio. Ringrazio la regia per questa puntualizzazione ottima. Bene. No, volevo dire, tra l'altro, a proposito delle questioni legate all'impero, riscuoti sempre grande successo il Tallero, devo dire la verità. Sì, vero, tantissime persone sempre che si fotografa davanti e come al solito le robe un po' nuove a Trieste all'inizio fa storgere un poco il naso, fa un po', però dopo alla fine piasi, no? Una roba che supera la prova e l'esame sia dei residenti che dei non residenti. Infatti da tutti che sei fotografo, poi c'è anche quell'effetto, no, con riverbero del canale. Sol, no? bellissimo, del sol, col mar del canale e anche, è fantastico anche perché non è un Tallero messo là in P e così, ma è mezzo tagliato dentro, quindi molto affascinante come che si può già. Certo, è unico. È unico e soprattutto è una storia fra Trieste e Maria Teresa, una storia di amore profondissima, anche se i due amanti, Trieste e Maria Teresia, non si era mai toccato. Ella è stata considerata la mamma di Trieste, però non la si è mai venuta a Trieste, pur Borgo Teresiano porta il suo nome, proprio perché aveva questa visione di una Trieste come Amsterdam quasi, fatta tutta dei canali piccoli, grandi, per merci e non solo, quindi un grande rapporto di mamma. Certo, anche lei magari meriterebbe uno spettacolo, chissà. Mai dire mai, la stagione è lunga, la stagione è lunga, devi ancora cominciare, quindi figuremose. Ma adesso la stagione adesso è proprio operetta pura, siamo in operetta purissima, proprio vera e propria. Certo. Ricordiamo ancora una volta l'appuntamento. Primo appuntamento in calendario, Rossetti 20 e 21 giugno, L'acqua cheta di Giuseppe Pietri, adattamento e regia del mitico Andrea Binetti con l'Associazione Internazionale dell'Operetta, FVG Orchestra diretta dal maestro Romolo Gessi, il coro diretto da Andrea Mistaro e poi la compagnia fatta da Gualtiero Giorgini, Michela Vitali, Marzia Postogni, Ilaria Zanetti, Alessio Colautti, Francesco Cozzi e lo stesso Andrea Binetti che farà uno stinchi sempre ben in piria. Direttore di produzione Rossana Poletti, da non dimenticare, anche perché sembra no, ma il ruolo del direttore di produzione per mettere in concerto tutto non è una roba da poco, anzi una roba piuttosto... Mi stavo domandando se tornerà anche la compagnia ungherese in futuro a Rossetti, che tu portasti un grande successo. Perché no? Guarda, l'altro giorno mi ha ricordato Facebook quello splendido galà fatto nel 2016 mai dire mai, anche perché con loro mi continuo ad avere sempre rapporti essendo sotto contratto, quindi mai dire mai. E fuori a Budapest cosa stai facendo ancora? Al momento sono fermo a Budapest perché la stagione è in stagione di transizione, ma ho fatto proprio una contessa Maritza qualche tempo fa, un Niegus a Baden bei Wien, cose divertenti, molto divertenti. Bene, quindi insomma continui anche nella componente di direttore, no? Certo, sì, se no bisogna muoversi perché sennò è dura. Visto che arriviamo quasi a fine, sì. Questo è immancabile. Una fresca visera incomincia già a soffiar, se ponente sulla vela che se un gusto amor di te saluto donna mia, vado in barca a parolar, se stanotte stago via non te devi disperare. Trieste dormi e il mar se muove a plena, le stelle brilla e le me fa sognar, e se
Sciapo una sirena, mite la voglio domani a regalar. Go con tre grandi affetti quando vado a navigar. Go Trieste i tuoi occetti e la barca per pescar. Ma domani fa giorno te me sentirà cantare e te porto quando torno tutti i pesci che sei in mar. E se stanotte sciapo una sirena, mite la voglio domani a regalar. E se stanotte sciapo una sirena, mite la voglio domani a regalar. Grazie davvero Alessio, è arrivata anche una poesia per te dell'amico Claudio Visintin, Claudio, che dice: nel silenzio della notte risuona ancora la voce di un attore mitico che ci offre una scelta. Alessio Colautti, custode di antiche storie, tiene viva la memoria di un tempo ormai passato. Con il suo talento e la sua passione ci trasporta nel mondo di Cecchelin, la sua creazione. Grazie a lui possiamo rivivere quei momenti, riemergere dal passato e affrontare i nostri tormenti. Che la sua luce continui a brillare nel buio, che la sua arte ci guidi verso nuovi sentieri di virtù. Grazie ad Alessio Colautti per averci regalato la bellezza e la magia di Cecchelin, eterna e preziosa poesia Claudio Visintin. Grazie a Claudia, Graziella, due istituzioni ormai. Sì, due telespettatori insomma sempre connessi. Futuri abbonati, non mi dimentico che ha già prenotato il loro posto in prima fila per il prossimo anno, la stagione Notte in Caffè, quindi siamo là. Allora, Alex che parla della canzone Gigia dal Borinetto. A passeggiarsi un gusto, da brava vestite andemo a San Giusto. Mascheretta arriva da Elide, insomma sono tutti scatenati. Tutti che mi domanda. Ma alla richiesta bisognasse passare a un minimo di soglia. Sì, bisogna cominciare a passare all'incasso. Sì, mica l'Unicredit e anche il bonifico istantaneo si fa subito, insomma, li vedo subito sul conto, non è un problema. Basta un gesto. Basta un gesto, sì, dona ora, come che dici tutti, dona ora. Alessio, so che come sempre insomma, mi racconti anche delle esigenze, diciamo, del vostro mondo artistico, teatrale, eccetera. A Trieste cosa manca ancora? Spesse volte hai parlato di una sala, diciamo così, sì, da una teatro. Sala di media capienza, una sala di media capienza, per intenderci un po' più grande del Miela e un po' più piccola del Bobbio, tanto per capirci una cosa, sul 500 poltrone, no? C'è già per esempio il Teatro Sloveno di via Petronio, però magari una sala un po' più centrale, questa sarebbe una cosa auspicabile. E poi partiamo da questo presupposto. Io sono portato a vedere sempre le cose più che da quello che manca, da quello che abbiamo. A Trieste abbiamo un grande pubblico che segue, notizia di ieri l'altro, i splendidi numeri fatti da Rossetti. Cioè una città, 200.000 spettatori, 5 milioni di incasso. Esatto, sì, cioè siamo l'unica città, io non penso solo d'Italia,
che ha più spettatori a teatro di quanti abitanti ha la città vera e propria. Questo è un vanto, è un grande vanto per la nostra città. Quindi abbiamo un pubblico, abbiamo tanto amore di chi come me fa, di chi come noi fa il teatro, e quindi partiamo dal bicchiere mezzo pieno e poi il resto piano piano arriverà, speriamo. Io confido molto in quello che si chiama adesso Porto Vivo, ci sono tantissimi magazzini splendidi dove poter fare una sala ampia, grande, come è già la sala Luttazzi, ma perché no, ancora più in grande, con una galleria magari, anche per dare proprio vera e propria linfa vitale a questo grande città dentro la città, col suo viale, col grande viale monumentale, esatto. Quindi speriamo che gli pensi, ecco, questa è la cosa fondamentale. Allora, Maria Luisa dice che vicino al Thaler osserva una colonnina con l'indicazione e la spiegazione del significato della moneta per la città. Giusto. Mentre Gianni dice che, insomma, siccome non riusciva a chiamare, un grande saluto e un abbraccio a Alessio Colautti. Insomma, hanno chiamato, hanno scritto in tanti, perché insomma c'è grande affetto nei tuoi confronti. Sì, questo, ecco, la cosa del bicchiere mezzo vuoto, questo fa andare avanti ovviamente, questa è una grande cosa. Poi dobbiamo presto salutarsi, se salutiamo con una... Sì, facciamo ancora una cantata. Ma sì, no, cosa... Se vuoi fare un'austriaca, visto che... No, oggi devo dare le triestine, mi sfogo. Guarda la luna come che la cammina, guarda la luna come che la cammina, la passaimo, la passaimo, la passa i monti e il mare e la marina. Guarda l'amore cosa mi ha fatto fare, guarda l'amore cosa mi ha fatto fare. Ero a dormir, ero a dormir, ero a dormire, mi ha fatto risvegliare. Oh mamma, mamma, mandami a prender l'acqua. Oh mamma, mamma, mandami a prender l'acqua. Che c'è il mio amor, che c'è il mio amor, che c'è il mio amore che alla fontana aspetta. Questa cantava Cecchini invece. Oh Dio del cielo, se fossi fatto in tocchi, oh Dio del cielo, se fossi fatto in tocchi, vorrei cascar, vorrei cascar, vorrei cascare in una piadina dei gnocchi. E dopo la più celebre è mezzanotte, si sente un gran sussurro. Mezzanotte, si sente un gran sussurro. E mezzanotte, si sente un gran sussurro. Del carro che russa contro il muro. Finita veramente in gloria. Sì. Alessio, grazie per essere state con noi. Vi aspetto tutti a Rossetti 20 e 21 di giugno con la Quacchetta, splendida compagnia, grande orchestra, ottimo coro, e poi dal 27 di giugno con la mia stagione al Giardino Pubblico. Biglietti, Ticket Point, Miela, insomma, non lasciate, noi senza di voi non siamo niente, quindi... Grazie Alessio, quindi segnatevi gli appuntamenti, noi rimaniamo qui, tra poco parliamo di sport, della splendida cavalcata fin qui nei playoff della Pallacanestro Trieste, che insomma dita incrociate per la gara di lunedì che potrebbe già riportarci in A1. Pubblicità e torniamo.
Ci ha raggiunto l'amico Roberto Rizio di City Sport. Ciao Roberto. Ciao Marco, buongiorno a tutti. Roberto, che tra l'altro ha avuto la fortuna di vedere entrambe e due le partite della Serie D Cantù in quel di Desio, e che quindi ci racconterà anche quella che è stata l'esperienza sul posto. Intanto noi ci rivediamo il servizio che ci racconta come è andata gara 2, siamo già sul 2-0, lunedì c'è la possibilità già del primo match point per la 1, andiamo a rivedere il servizio e poi commentiamo assieme con calma con il nostro amico Roberto Rizzi. Un monumentale Justin Reyes consegna al popolo biancorosso 2 match point promozione in casa. L'ottava vittoria su 8 partite ai playoff, il 2-0 nella finale contro una Cantù che stavolta ci mette cuore e muscoli, ma deve arrendersi di fronte all'onnipotenza cestistica del portoricano, che chiude con 32 punti e un ultimo quarto che entra negli annali del gioco. La cronaca è tutta da gustare. Trieste replica la partenza turbo di gara 1 sulle ali dell'ispirato Rouzier e lui a innescare il quintetto biancorosso, che risponde con tutti gli effettivi: la pericolosità di Reyes, i guizzi di Brooks e il dominio a rimbalzo di Candussi e Vildera. Cantù risponde al 4-12 del bruciante avvio con Iki. Il folletto americano tiene letteralmente in piedi la squadra lombarda, ma la circolazione di palla, l'inventiva e la qualità dei protagonisti triestini mette in ambasce ripetutamente i padroni di casa nei primi 10 minuti di gioco. Il rock cestistico proposto da Christian permette a Trieste di toccare il più 13 prima di far segnare il 12-24 che conclude la frazione. Nel secondo quarto la reazione degli uomini di Cagnardi passa attraverso Nikolic prima, l'uomo più difficile da marcare per taglia fisica e capacità di esprimersi dentro e fuori dall'area, e a Moraschini poi. La talentuosa guardia ex nazionale Milano riscatta playoff sin qui opachi con un 9-0 di parziale che smuove il punteggio ed esalta il palasport di Desio. I triestini resistono con Capitan De Angeli e le soluzioni personali di Brooks, Reyes e Rouzier. Si alza anche il ritmo canturino e si va a riposo sul 35-39. Il match però è destinato a cambiare. Lo chiarisce subito Baldi Rossi con una tripla alla ripresa che riporta Cantù sul -2. Poi 4 minuti di Reyes in versione Superman. Tripla, tiri liberi, recuperi, rimbalzi d'attacco e deviazioni a canestro vincenti. Un incubo per il pubblico di casa che vede tornare Trieste sul +9. La reazione arriva da Buccarelli, che innesca tiro e supporto dei tifosi, cogliendo prima un 6-0 personale, poi insieme a Baldi Rossi confeziona quanto necessario per tornare a contatto. Una tripla di Filloi e un'incursione di Brooks permettono ai biancorossi di chiudere davanti al 30° sul 56-58. L'ultimo quarto è da antologia, una sfida punto a punto che incarna il vero valore dei playoff. Cantù ritrova un precedentemente spaesato Young che insieme a Baldi Rossi e Iki mantengono i padroni di casa sempre a un passo dal superare Trieste dopo l'unico +1 della partita. Ma sul fronte triestino coach Christian ha un Reyes travestito da uomo del destino. In isolamento piuttosto che servito in ritmo, colpisce da ogni zona del campo e contro qualunque avversario, mentre la squadra tutta lo supporta con una prestazione a rimbalzo da incorniciare. Quando sul 73-75 Justin ha la responsabilità di prendersi un tiro decisivo, si erge a leader e porta la città della Bora a un solo passo dalla terra promessa. Le olive nel Martini le getta a Candussi con una tripla dall'angolo di rara bellezza. 73-83 è il numero della festa. Lunedì sera al Pala Trieste la possibilità di innescarne una ben più fragorosa. Allora, questi gli highlights di una partita che resterà negli annali. Roberto Rizzi ha avuto la fortuna di vederle entrambe al Palasport di Desio. Raccontaci innanzitutto com'è stata l'atmosfera partendo addirittura da gara 1. Vabbè, l'atmosfera era bella, devo dire la verità. Insomma, Cantù non è una piazza qualsiasi, si conosce e anche giocando, diciamo, non nella loro casa abituale, non al Pianella, ma a Desio. L'atmosfera era bellissima, ovviamente aiutata anche dalla componente triestina che c'era, si faceva sentire quando possibile. Tanto che insomma, credo sia un peccato che, speriamo, Cantù non possa salire a sua volta, perché insomma, piazze come queste sarebbe importante averle tutte in Serie A, ma insomma, ovviamente speriamo e ci sono i presupposti perché sia Trieste a vincere, perché insomma, lo hai detto nel servizio, lo si è visto nelle partite, è una squadra in questo momento che ha una marcia
in più è bella tosta sotto tutti i punti di vista, fisico, di gioco, mentale, insomma, la sensazione di superiorità che ha dato Trieste, a mio parere proprio si è visto durante le partite, va al di là anche del punteggio e del fatto che le due partite sono decise comunque nella fase finale, però si sono decise a favore di chi davvero le ha condotte sempre, e il fatto che Trieste sia stata avanti praticamente per tutta la partita in entrambi i casi, se non rarissimi scampoli, è significativo, e lo hanno riconosciuto anche l'allenatore e i giocatori di Cantù. Certo, poi insomma una prestazione come quella di Justin Reyes, partiamo da questo, è qualcosa che resta, no? Perché 32 punti nella partita determinante per poi giocarti in casa la serie e tutti i possessi decisivi, ad eccezione dell'ultimo di Candussi, che anche lui ha messo lo zampino. Beh, Reyes ha fatto una partita veramente incredibile, una delle prestazioni individuali più clamorose che si siano viste, forse mi ricordo la gara 2 di Green contro Treviso, potrebbe ricordarla per certi versi, ed è chiaro che in una squadra che già sta bene sotto tutti i punti di vista, che arriva a questa partita con 7 successi di fila e arriva, diciamo, in volata con tutto quello di positivo che ha alle spalle, avere anche il giocatore risolutivo è proprio la quadratura del cerchio che ti permette poi di vincere quasi facile, no? di 10 punti e di portare a casa un 2-0 in trasferta, che è pesantissimo. Queste sono le immagini del Palatrieste con i tifosi davanti al maxi schermo ad esultare per gara 2. L'altro chiaramente elemento che sta facendo cose veramente straordinarie è Michele Ruzier, perché ha una media incredibile nei playoff in combinazione tra punti e assist, ed è impressionante come approcci le partite. Sì, beh, è dall'inizio dei playoff che Ruzier sta facendo quello, credo, per cui è stato preso, insomma, un giocatore potenzialmente anche di categoria superiore, come ha fatto per lunghi anni della sua carriera, e che in A2 può e deve fare la differenza, e lo sta facendo. Però credo che ha detto giusto Christian a fine partita, un po' tutti stanno giocando al loro meglio di questa stagione, perché parlavamo prima dell'inizio della trasmissione, Candussi sta facendo grandi cose ed è stato determinante non solo nei numeri, in buone giocate, in momenti magari non caldi della partita, ma è stato, al di là della tripla finale, nell'ultimo quarto è stato decisivo. Vildera dà quella sostanza incredibile, Menalo si è inserito bene proprio nelle partite che contano. Insomma, ci sono tanti giocatori che stanno dando il loro miglior contributo nella fase decisiva, e bisogna dare atto, insomma, dopo le famose critiche che ci sono state durante la stagione, che la società, la squadra, tutti quanti hanno lavorato bene per arrivare a questo punto nel migliore dei modi, ed è assolutamente giusto riconoscerlo e ovviamente gioirne. Certo, poi è arrivato anche questo innesto sul mercato come Menalo, che si è inserito bene anche in questo contesto in cui si gioca con due lunghi, con Candussi e Vildera inizialmente in cambio, e lui riesce a cambiare, diciamo, sia su Reyes come 3 sia come 4, cioè, come dire, è stato l'uomo giusto, perché poi in momenti di partita caldi ha fatto anche cose importanti, non è che è entrato, ha difeso e si è riaccomodato in panchina, no? No, sta dando un bellissimo contributo, lo si è visto già con Forlì, ma anche in queste due partite è stato utile per lo scacchiere di Trieste, come dicevi tu, una squadra che in questi playoff ha cambiato anche modo di giocare, con più centimetri, più fisicità in quintetto, e avere un cambio come Menalo, che dà appunto centimetri da una parte, ma anche buona agilità, un po' di tiro, insomma ha caratteristiche anche un po' simili ma anche diverse da Candussi in particolare. Poi se parliamo di quel tipo di cambio, insomma è qualcosa di importante che aggiunge
un tassello a una squadra che appunto in questo momento sta girando a 1000. Allora, ci fermiamo un istante per la pubblicità, torniamo a parlare di basket ma anche di Triestina subito dopo, risentiremo anche il coach Christian e parleremo ovviamente di gara 3, tra poco. Bentrovati ancora con Roberto Urizio di City Sport. Abbiamo parlato delle prime 2 gare della serie in quel di Desio contro Cantù, 2-0 nella serie. Trieste lunedì sera ore 21 al Palatrieste si gioca il tutto e per tutto per la serie A1. Roberto, una partita in cui oggi scriveva il quotidiano Il Piccolo, se ci fosse il Rocco con un campo da basket si riempirebbe. Beh sì, magari sul palco, sul palco di Pezzali si potrebbe fare, no? Assolutamente vero, cioè, i biglietti sono andati a ruba prima ancora che si giocasse gara 1, per cui non posso immaginare la corsa che ci sarebbe se oggi dicessero ci sono 200 biglietti disponibili, probabilmente sarebbero delle risse fuori dai botteghini, insomma. Sicuramente con 15-20 mila persone si rischierebbe di riempire gli spalti. D'altra parte l'occasione è di quelle grandi, c'è la possibilità concreta di chiudere la serie, di essere promossi, insomma è una bella situazione e per certi versi ancora più bella perché in attesa fino a poche settimane fa. Certo. Infatti la cosa straordinaria è la svolta di questa squadra. Sì, ma bisogna dire la verità, la società da Arcieri in giù fino a tutta la squadra ci ha sempre creduto, evidentemente non erano frasi di circostanza quelle che dicevano durante l'anno e va dato atto anche da parte noi compresi che criticavamo una regular season che non è stata all'altezza. Questa metamorfosi è stata piacevolmente in attesa e adesso si raccoglie il frutto di tutto questo anche con l'entusiasmo che è esploso in particolare dopo la serie con Forlì ed è anche giusto che sia così, insomma la piazza rivuole la Serie A, la sente sua e Trieste ha la possibilità di tornarci dopo un anno un po' particolare, dopo una retrocessione amara e tutto, ma insomma cancellare quello che è successo in questo modo è la cosa più bella. Allora andiamo a risentire anche le parole di coach Christian in sala stampa dopo la partita di Desio, dopo gara 2, insomma gli hanno strappato anche un sorriso in sala stampa quando ha iniziato a parlare di Justin Reyes. I think our guys are definitely playing their best basketball right now. Penso assolutamente che i nostri giocatori stiano giocando la loro miglior pallacanestro in questo momento della stagione. But so is Cantù. Ma anche Cantù sta facendo altrettanto. So in game 3 we're going to need to play even better. Quindi sappiamo che in gara 3 dovremo giocare ancora meglio per riuscire a superare Cantù. Credit to our players allowing adversity to bond them closer together as the season went on. Tantissimo merito ai nostri giocatori per aver permesso alle avversità di unirli ancora di più attraverso la stagione che abbiamo superato. That adversity is only going to continue as this series goes on, so we're going to continue to need to be better. Sappiamo che queste difficoltà non sono finite, ma continueranno con il continuo della serie e continueranno a crescere, quindi noi dovremo continuare a essere migliori. We're a much better team when Justin Reyes plays. Siamo una squadra molto più forte quando Justin Reyes gioca. It's an excellent performance, putting our team on the back in some key moments. È stata una prestazione eccellente mettendoci la squadra sulle spalle in alcuni momenti importanti. It's fitting that it was an assist from him at the end that really closed the game out. È veramente fitting, adatto, un'adatta conclusione a questa partita che sia stata un passaggio, un assist per Candussi a mettere la parola fine su questa partita. That speaks to the character of our team, that we really believe in collectively finding a way to win. Questo parla del carattere, dell'identità della nostra squadra, che cerchiamo insieme un modo per vincere la partita.
Bene, chiude così coach Jamion Christian. Roberto, due parole chiaramente sul coach che è stato fortemente criticato durante la stagione, sono stati momenti molto difficili, lo ha difeso il GM Arcieri, che ha detto insomma se c'è qualcuno che ha sbagliato eventualmente addirittura sono io, perché io ho scelto l'allenatore americano, che ora invece trae i frutti in questi playoff. Si dice insomma che abbia ascoltato anche in maniera importante lo spogliatoio, però c'è un merito anche in questo, nell'adattarsi magari anche alle richieste dei giocatori. Sì, assolutamente, perché durante l'anno le cose non sono andate benissimo, la regular season è stata deludente, anche se dirlo oggi fa quasi un po' sorridere, no? Perché magari c'è stato anche un lavoro in prospettiva playoff, quindi che ne so, l'infortunio di Reyes senza sostituirlo e magari ritardandone il rientro per farlo stare al meglio, far star fuori qualche giocatore infortunato come è stato con Vildera, con Figlioi, magari anche più di quanto fosse necessario, cioè magari in una partita decisiva avrebbero potuto giocare durante la regular season, la fase orologio, si è preferito preservarli e ci sta tutto. E poi è chiaro che come si dice insomma nelle classiche voci di corridoio, c'è stato questo faccia a faccia interno tra i giocatori e poi un confronto anche con l'allenatore sul modo di giocare, sul modo di affrontare il lavoro, le partite, tutto quanto, ed è stato recepito, diciamo, credo sia un punto a favore di Jamion Christian, se è stato così, perché avere anche l'umiltà, se così vogliamo chiamarla, di fare, non dico un passo indietro perché forse è un po' troppo, ma comunque di accettare anche un input diverso dalle sue idee, credo sia un elemento di elasticità che gli va riconosciuto, al di là poi che piaccia o non piaccia come allenatore. Poi però ci sono dei risultati, alla fine società, allenatore, squadra devono essere sempre un tutt'uno nel bene e nel male. Quando le cose vanno bene i meriti sono di tutti, quando le cose vanno male le colpe sono di tutti. Diciamo siamo a una partita dall'andare molto bene fino a fine stagione, certo, quindi certo. Questo 8-0 nei playoff va giustamente ripartito in tutte le componenti tra società e squadra, insomma. Poi insomma qualcuno ha detto beh però non abbiamo preso Trapani in Fortitudo, ricordiamo però che Trieste qualificandosi da quinta di fatto ha preso la squadra che ha vinto il proprio girone, che è Forlì, e ha preso Cantù che era seconda, era l'unica squadra che era riuscita ad andare a vincere a Trapani, quindi come dire in realtà quelle che erano le formazioni che dovevamo affrontare erano comunque di livello straordinario. L'altra serie invece vede il 2-1, vede la Fortitudo che è riuscita a vincere in casa, dimostrando tra l'altro, oltre alla forza della squadra, come poi al Paladozza sia dura anche per Trapani. Ma no? assolutamente, assolutamente. Poi sul discorso prendere Trapani o Fortitudo, perché ci sono state delle dichiarazioni da altre, non dai nostri avversari, che sono sempre stati come dire, corretti, hanno riconosciuto la validità del lavoro di Trieste, ma da altre parti insomma si è un po' insinuato qualcosa sulla mancanza di americani, eccetera, eccetera, no? Alla Fortitudo manca Radori e Oden mi sembra sia rientrato ieri, no? Sì, quindi anche lì, sai, i playoff da questo punto di vista, la componente, chiamiamola fortuna, ma sotto forma in particolare di infortuni, è fondamentale, per cui arrivare con tutti al meglio, con Reyes che fino a gara 1 qualcuno diceva beh ma magari ha qualche problemino, ma non qualcuno, non è una critica, nel senso effettivamente anche mi sembra Arcieri stesso ha detto che Reyes non è al 100% in questo momento, però evidentemente da un punto di vista mentale, da un punto di vista agonistico ha la capacità di fare una partita come quella di gara 2 e di prendersi la squadra sulle spalle quando è stato il momento giusto e la capacità di giocare anche non al 100%, perché probabilmente nessuno è al 100% certo. Giocando ogni 2 o 3 giorni e alla fine di una stagione, quindi la capacità di affrontare i playoff sta in questo e Trieste ha dimostrato di essere probabilmente la squadra migliore da questo punto di vista. Poi il confronto con
l'altra parte del tabellone non l'avremo mai, ma a un certo punto chi se ne frega. Certo. Poi tra l'altro va detto che l'ultimo canestro di Reyes prima di quello di Candussi dimostra che con le ginocchia è tutto a posto, perché quando uno fa 3 cambi di direzione, praticamente 8 finte una dopo l'altra con quella velocità e quella fisicità, no? quei chili che comunque Reyes ha, e riesce a fare quel tipo di movimento, vuol dire che con le gambe è tutto a posto, altrimenti non fai quella cosa. Sembrava talmente in trance agonistica che probabilmente se gli avessero sparato l'avrebbe fatto uguale. Segnava lo stesso. Perché in quel momento lì io avevo vicino dei colleghi di Cantù che erano veramente ammirati da quello che stava facendo Reyes, al di là del fatto che ovviamente speravano in una vittoria di Cantù, ma le ultime giocate di Reyes veramente, non so come stanno le ginocchia, se non stanno benissimo mi vado a fare una martellata sul ginocchio appena finiamo qui, perché è stato veramente incredibile. No, è stato veramente pazzesco, ed è una di quelle performance che ovviamente resta comunque nella storia della pallacanestro, uno di quegli stranieri che chiaramente ricorderemo, e speriamo invece di avere anche in futuro. Chissà come sarà il mercato, no? Poi a seconda di come finirà. Ma insomma, non è il caso di fare, come dire, la speranza è quella, di mettere il carro davanti ai buoi, ma è chiaro che se tutto andrà bene, facciamo tutti i gesti che bisogna fare, la squadra va ricostruita proprio per come è diversa la Serie A rispetto alla 2, anche a livello di regole, quindi però è un discorso che si farà speriamo da martedì in poi. Certo, poi insomma è evidente poi che Reyes è quello ruolo in cui deve lavorare per il futuro, perché se vuole giocare ad altissimo livello, parlo di coppe europee eccetera, è chiaro che il suo ruolo è quello lì, no? Non può andare a battagliare con i giganti d'Eurolega in posizione di numero 4. Da 3 invece magari ha delle prospettive, perché sa fare tutto, diciamo così, no? Beh sì. Chi ha visto il gara 2 di Cantù credo l'avrà avrà notato. Ha capito. Ci fermiamo un istante per la pubblicità, poi apriamo anche l'icona sulla Triestina per un'analisi di quella che è stata la stagione e soprattutto del futuro. C'è il mister, non c'è ancora la futura squadra, però insomma a breve si dovrà muovere un po' anche il mercato. Bentrovati ancora in diretta su Tele4 con noi Roberto Urizzi. Abbiamo parlato tanto con lui di pallacanestro. Gli chiedo, prima di andare sul fronte Triestina, anche un punto della situazione City Sport, perché sappiamo, no, c'è l'edizione online del sito che c'è sempre, c'è l'edizione in PDF. Durante l'estate come funziona? Beh, adesso andremo ancora avanti un po', esattamente non te lo so dire neanche io, quindi però insomma ancora un mesetto continueremo anche con il settimanale, diciamo, del lunedì, e ovviamente con gli aggiornamenti sempre sul sito come al solito. Poi ritorneremo a bomba a fine agosto, inizio settembre, quando ricomincerà tutta l'attività, ovviamente basket, calcio e non solo Triestina e pallacanestro Trieste, ma insomma tutto il resto e anche tutti gli altri sport. Vedremo come sarà per esempio per la pallamano, che insomma, vive sempre momenti difficili. Il rilancio, speriamo, della pallanuoto in campo maschile, perché quello femminile è andato bene. Insomma, sono tante cose come sempre di cui parlare e andremo avanti come al solito. Riparto proprio dal sito per questa analisi. Metà delle società di Serie A straniere, 8 sono americane, un'analisi che ha fatto proprio Roberto Urizzi della situazione delle proprietà la foto è ben straniere. Augurante, Come? La foto è ben augurante, spero. Certo, col presidente Ben Rothenweig, per capire un po' quella che è la situazione, considerando ovviamente che a Trieste siamo tutti americani, sia sul fronte Triestina che pallacanestro Trieste. Sì, beh, adesso con il passaggio dell'Inter dai cinesi appunto a Octree, e con le 3 neopromosse della Serie B che sono tutte straniere, perché il Parma e il Venezia sono americani. Il Venezia poi sono quelli che hanno fatto da ponte proprio per la proprietà americana della Triestina, e il Como, che ha una proprietà indonesiana
tra l'altro i due fratelli che detengono la proprietà del Como sono tra gli uomini più ricchi del mondo, quindi il Como potrebbe essere una sorta di Manchester City in miniatura. E oggi appunto 10 società di Serie A del nostro calcio sono straniere, 8 americane, poi c'è una canadese che è il Bologna e appunto gli indonesiani a Como, per cui è una Serie A sempre più, che parla sempre più inglese. Insomma, speriamo che tra qualche anno ce ne sia un11ª insomma, di straniera e non diciamo chi. Certo. Ecco, Roberto, apriamo l'icona triestina dal punto di vista più prettamente sportivo, perché ovviamente c'è il nuovo allenatore Santoni, che avrà ovviamente l'onere e l'onore di dover costruire da un punto di vista degli allenamenti e della messa in campo la futura squadra, mentre in allestimento la rosa, su questo si sa poco al momento. Partiamo dall'allenatore, partiamo da Santoni, e cosa ti aspetti da questo mister? Chiusa la parentesi Bordin, che non è stata particolarmente felice, tra l'altro la seconda in casa triestina in categorie completamente diverse. Da Santoni cosa ci aspettiamo a livello di calcio? Bella domanda, perché ovviamente è un allenatore che non conosciamo tanto, non è diciamo uno del giro come poteva essere Tesser ovviamente, ma anche Donati, che era il nome che si faceva più insistentemente nelle settimane scorse. È una scelta che è una scommessa, se vogliamo, perché è giovane, classe 80, in Italia ha lavorato sì negli staff di varie società, ma non ha mai fatto diciamo, il capo allenatore, poi appunto questa esperienza olandese e adesso è qui. Se vogliamo è una scelta forse più, come dire, costruita attorno al tipo di società che vuole essere la Triestina rispetto a quella che è stata quella di Tesser l'anno scorso. Ovviamente porta con sé tante incognite, tante domande che speriamo trovino risposta positiva. La volontà è quella di fare un calcio propositivo di un certo tipo, insomma all'olandese se così vogliamo chiamarlo, però ovviamente tutto dipenderà dalla costruzione della squadra che per forza di cose non è ancora fatta. Bisogna capire chi rimarrà, chi non rimarrà, quali scelte verranno fatte. Sappiamo che Alex Menta in particolare ha una visione internazionale, se così vogliamo chiamarla, del mercato, con come dire, pregi e difetti che questo comporta. Di buono cosa c'è? Che era praticamente dal pre-Covid che la Triestina non si trovava già a fine maggio, poi perché poi la scelta è arrivata già lì con i pezzi del mosaico al suo posto, quindi con una società solida, con l'allenatore e vabbè, poi ovviamente con la squadra da costruire. Quindi questo è un aspetto positivo a livello di programmazione, di costruzione, che poi vedremo durante le prossime settimane dove porterà e che tipo di squadra avremo. Certo, viene da pensare naturalmente a chi si potrà tenere di questa stagione, a che intelaiatura si deciderà di portare avanti. A me viene da pensare, per esempio, faccio due nomi, Elazrak e Vertainen, che in questo corso potrebbero essere un punto di partenza per l'attacco, poi c'è però tutto il resto della rosa. Sì, i due nomi che hai fatto dovrebbero essere della partita, insomma, quindi Elazrak, ci sono state anche delle dichiarazioni del suo procuratore nelle settimane scorse che parlava sostanzialmente di una permanenza a meno di offerte da categorie superiori, che però non sembrano esserci, ed è un buon punto di partenza, perché insomma è stato secondo me uno dei giocatori migliori della stagione, soprattutto perché ha fatto bene quando la Triestina non è andata bene, e questo è un aspetto positivo anche a livello di caratteriale e di leadership, se così vogliamo dire. Vertainen è stata un po' una sorpresa, è arrivato appunto era arrivato già in estate, poi era stato girato in prestito,
è rientrato a gennaio, ha iniziato abbastanza bene, insomma, però dava la sensazione di essere un giocatore un po' poco concreto, no? Non tanto decisivo in zona gol, poi però ha iniziato a carburare anche da quel punto di vista, ha finito in crescendo, può essere, diciamo, uno dei giocatori che fa parte del parco attaccanti, magari non il titolarissimo, però uno che può starci. E per quanto riguarda gli altri, difficile rivedere Lescano, che è una cosa strana, no? Perché in realtà lui ha fatto, riguarda quelli che sono gli obiettivi della società. Credo. Lui ha fatto un percorso un po' particolare, perché i numeri ovviamente sono buoni, insomma, ha fatto 16 gol, il problema è che ne ha fatti 12 fino a un certo punto, praticamente nel girone d'andata, e poi è andato in calo non solo dal punto di vista realizzativo, insomma, anche dal punto di vista delle prestazioni, come dire, della percezione di come fosse dentro la squadra. Sembrava un po' essersi perso da quel punto di vista. Difficilmente rivedremo anche Correia, ma lì per questioni di mercato, insomma, ci sono delle offerte anche monetariamente non banali, e credo che Correia, a malincuore, ma giustamente, insomma, può andare in altri lidi, perché è un giocatore di categoria decisamente superiore, e ci sta che possa avere appunto uno sviluppo della sua carriera. E poi, insomma, ci sono vari giocatori da tenere d'occhio, potrebbero rimanere, credo Pavlev, credo Germano, immagino Vallocchia. Adesso vado un po' ecco, anche Celeghin, credo che Celeghin, vista la situazione societaria, difficile, no? Era una richiesta del mister Tesser. Esatto, più facile Moretti, insomma ci sono un po' di nomi che potrebbero rimanere, credo 10-12, alcune incognite, Redan sembrava più no che sì, ma magari con questo allenatore potrebbe anche avere la possibilità di essere confermato. E parliamo anche di prestiti, quindi bisognerebbe parlare poi con anche perché in teoria Azrak, Redan, Vertain è un attacco è già una base, poi se ci aggiungi magari il Lescano bis, no? la prima punta titolare da tanti gol, può diventare un buon parco attaccanti. Insomma, c'è un po' di lavoro da fare. Anche D'Urso è un giocatore che bisogna capire, perché anche lì tecnicamente indiscutibile, bisogna capire quanto ha voglia di, eventualmente, perché poi tutto dipenderà anche dalle scelte di Santoni, di mettersi nuovamente in gioco qui a Trieste. Insomma, sono un po' di cose ancora da valutare, ma diciamo che quantomeno ci sono gli attori per fare queste valutazioni, ed è già un passo avanti rispetto a tanti anni in cui a luglio non sapevamo neanche chi era la società. Certo, poi bilancio, come dire, a posto, sistemate anche una serie di problemi da un punto di vista, diciamo così, delle economie, dei debiti, dei problemi che la Triestina aveva. Nel frattempo vanno avanti i playoff, no? Che sono ormai alle finali. Cosa raccontano secondo te rispetto a quello che è stato il campionato di C? Raccontano che i playoff anche nel calcio, in maniera un po' diversa rispetto al basket, ma sono una cosa un po' a parte, no? Conta arrivarci al massimo. Il Vicenza, che aveva fatto parecchio male fino a un certo punto della stagione, anche loro praticamente fino a metà, forse la più grossa delusione, poi sono venuti fuori bene e nei playoff sono andati bene. La Carrarese è stata forse un pochino più continua, però ha fatto un ottimo percorso, e adesso domani si giocano tutto a Carrara per la Serie B. Egoisticamente parlando sarebbe meglio andasse sul Vicenza, perché ti togli dalle scatole un avversario che dovesse rimanere in C sarebbe sicuramente una delle pretendenti al salto di categoria nella stagione successiva. Stiamo a vedere, insomma, ovviamente sai, praticamente è una finale secca, perché l'andata è andata 0-0, quindi
si gioca con supplementari rigori, vediamo come va. Insomma, sì. Tra l'altro poi durante tutta la stagione avevamo visto questo Vicenza che faceva fatica con questa squadra, dicevamo, facendo la battuta, di figurine più che una squadra vera, invece poi si è trasformata proprio nel momento del bisogno grazie alla tanta qualità che aveva. Il Padova invece è andato fuori, cioè, come dire, ciò dimostra che, come dicevi tu, anche qui le cose si possono trasformare nei playoff sul fronte anche calcistico. Il Benevento che ha battuto la Triestina poi anche con un po' di sfortuna forse è stato buttato fuori dalla Carrarese. Sì, il Benevento ha fatto un buon percorso nel playoff, poi appunto la Carrarese forse ci è arrivato un po' meglio, è andata avanti, però alla fine appunto contano davvero pochi dettagli, però conta la condizione in cui ci arrivi. Il Vicenza è arrivato molto bene nel finale di stagione, proprio ha fatto un playoff, ha lanciato proprio a livello di condizione mentale, tutto quanto. A loro effettivamente il cambio di panchina ha dato qualcosa di importante. Oggi sono lì a giocarsi la promozione. Io poi non credo tanto che il ritorno in trasferta sia questo grande svantaggio. A questo punto vale tutto, insomma, il fattore campo sì, può dare qualcosa, ma insomma, lo abbiamo vissuto anche qualche anno fa sulla nostra pelle, può anche toglierti qualcosa. Quindi, certo. È un 50-50, dopo lo 0-0 d'andata è veramente un lancio della monetina, ripeto, guardando in casa nostra, se andasse sul Vicenza non sarebbe male. Ci arriva un'altra vignetta del nostro amico Marco Englaro che sul fronte sportivo si scatena così: Trieste, città più sportiva d'Italia, sede festeggiar, corremo in Osmizza. Giustamente, insomma, vabbè. Arriva il bicchierone di vino. Tra l'altro effettivamente è stata una stagione insomma, molto intensa, molto particolare. Roberto, da una parte la Triestina che correva a 1000, il caso Tesser, il momento difficile, la reazione della tifoseria, dall'altra parte il basket invece situazione che rischiava a un certo punto di diventare quasi analoga, lì invece si è tenuto duro sull'allenatore, e poi invece che ha regalato quello che stiamo vivendo di bello ai playoff. C'è la pallanuoto invece di cui parlare, Roberto. Tra l'altro è già partita la campagna acquisti, è stato acquistato un portiere, ieri un attaccante mancino. Lì obiettivamente dal punto di vista maschile è stata la stagione più diciamo deludente delle ultime, dopo grandi successi, dopo grandi percorsi anche in Coppa. Da quello che si è capito anche dal presidente Summer, l'obiettivo è costruire una squadra più basata, diciamo così, sugli italiani. Non per niente arriva questo Edoardo Manzi, che insomma è un giocatore da Brescia, uno dei cannonieri degli ultimi campionati. È arrivato però in porta Dejan Lazovic, portiere della nazionale montenegrina. Diciamo così che si apre un nuovo ciclo probabilmente, Roberto. Beh, credo di sì, insomma, anche con il cambio di allenatore, evidentemente la lunga e tutto sommato direi positiva parentesi di Bettini si è chiusa. Ci sono state ottime stagioni, l'ultima effettivamente è stata meno positiva, insomma, fa parte del gioco. Credo la società lo abbia capito, ha cambiato anche a livello di squadra, ci saranno parecchie novità ed è stato appunto una stagione, diciamo, un po' interlocutoria, se così vogliamo dire. Ci si aspettava obiettivamente di più sia a livello nazionale che a livello europeo, e stavolta non è andata bene. Sono andate meglio le ragazze che insomma hanno sfiorato la vittoria in Eurocup, non si sono qualificate per la fase finale del campionato, ma veramente per questione di dettagli. Però il percorso di avvicinamento alle big della Serie A c'è stato e come, quindi credo che dal punto di vista del campo femminile il bilancio sia invece decisamente col segno più. Certo, diciamo che vissuto due situazioni
molto diverse, poi ha avuto sfortuna la pallanuoto femminile nel finale per la mancata anche qualificazione alla Coppa del Futuro. Pallamano, dicevi prima tu, un momento difficile tra campo e società, no? Doppio fronte. Purtroppo è una costante, il Pallamano Trieste ormai da anni vive sul filo, mancano, insomma, manca la capacità di investire su una realtà così tradizionale. Ovviamente non vanno addossate le colpe su chi c'è, perché anzi credo che il presidente Semacchi sia stato colui che negli ultimi anni ha dato di più da questo punto di vista, e so che nei prossimi giorni dovrebbero prendere delle decisioni, ma non sarebbe lui eventualmente l'artefice di un'eventuale rinuncia o ridimensionamento. C'è tutto da capire. Però evidentemente se anche chi negli ultimi anni ha dato una mano, ha tenuto in piedi la situazione, dovesse pensare di gettare la spugna, evidentemente c'è qualcosa di profondo che non va, certo, perché appunto... Diciamo che forse è stato lasciato un po' troppo solo, no? Credo di sì, perché poi praticamente dal post Dukcevic barra Loduca, no? Dukcevic che metteva i soldi e Loduca che era il deus ex machina della Pallamano Trieste in poi, praticamente queste difficoltà ci sono sempre state, è sempre stata una rincorsa, c'è stata addirittura, lo ricorderete, insomma, una rinuncia ripartendo dalla Serie 2, poi sì, si è ritornati in Serie A un po' alla volta, però sempre col fiatone, no? Mai con le ambizioni di una volta, ma lì vabbè, ok, ci può stare, però veramente sempre con tante difficoltà, perché sai, pur non essendo uno sport ricchissimo da questo punto di vista, comunque tirare fuori magari centinaia di migliaia di euro non è che tutti sono in grado di farlo, e tutti devono fare i conti giustamente con le proprie tasche. Dispiace ovviamente, perché sappiamo cos'è la pallamano, certo, per Trieste, però la situazione sembra così difficile, e anche se ci fosse una prosecuzione, un lieto fine, ma sarebbe un lieto fine un po' fine a se stesso, un po' provvisorio, sperando che magari succeda qualcosa domani. È sempre questo rincorrersi che non, certo, così non lascia tanto ben sperare. Certo. Devo dare una notizia di cronaca, perché c'è un altro caso di dengue a Trieste, nuova disinfestazione nella notte tra domenica e lunedì. Facciamo vedere anche l'area, questa volta interessata la zona di Chiarbola, quindi i casi salgono a 5, questa volta interessata a Chiarbola con le strade che si mettono in via Capodistria. Un altro caso di dengue a Trieste, dopo i 4 registrati dal 27 maggio a oggi, sabato 8 giugno in città. Ne dà notizia il Comune, avvisando di una nuova disinfestazione per le zanzare che si terrà nella notte tra domenica e lunedì. Quinto caso in meno di 15 giorni, il caso di una persona rientrata da Dubai, che adesso si trova ricoverata al reparto infettivi dell'ospedale Maggiore. Da qui l'immediato provvedimento del Comune. Ricordiamo naturalmente che si tratta di una disinfestazione che riguarda le larve di zanzare, le zanzare adulte, per evitare che, qualora la persona fosse stata a punta, la zanzara stessa potesse eventualmente diffondere il virus. Quindi ribadiamo ancora una volta, non si tratta di un caso contratto in loco ma all'estero, però precauzionalmente si fanno questo tipo di disinfestazioni. 4 casi già in precedenza che sono stati registrati su persone rientrate dall'estero a Trieste, quindi giusto dare insomma, risalto anche alla notizia che daremo anche ai nostri telegiornali. Quindi nella notte tra domenica e lunedì, tra il 9 e il 10 giugno, la sera passeranno quei mezzi che avete già visto girare per alcuni rioni della città, che spruzzano questo disinfestante. Era giusto comunque aggiornare, e anche qua arriva la vignetta, perché il nostro Marco Anglaro è sempre pronto.
ma cosa c'è tutti sti mussati morti, disinfestazione? No, no, se solo imbriaghi, noi tiene il teran che bevo in osmizza. E vabbè, anche questa è diciamo un metodo insetticida. Diciamo che sente aria di osmizza il nostro amico Marco Englaro. Cosa ci siamo dimenticati, Roberto, di questa stagione, dei nostri sportivi di punta? Ovviamente siamo tutti diciamo euforici per Sinner, sono tutti tennisti diventati ormai, no? Ha perso, però insomma è il numero 1 del mondo, insomma, ha perso il quinto set ieri a Roland Garros. Beh sì, vabbè, insomma sappiamo che ci sta anche, no? Quando ci sono personaggi di questo tipo. Io mi ricordo quando ero ragazzino era esploso Alberto Tomba, io non ho mai messo un paio di sci in vita mia, però le gare di sci me le guardavo tutte, o Marco Pantani, e adesso con Sinner, e non solo Sinner, perché insomma il tennis italiano è in un gran momento. Io devo dire la verità, il tennis l'ho seguito sempre, gioco malissimo quando giocavo, ma l'ho sempre seguito, per cui non mi si può accusare di essere occasionale. No, a parte le battute, è una bella cosa avere questo genere di personaggi, credo, insomma, perché fa bene al di là di chi guarda dal divano, ma credo che faccia bene proprio al movimento tennistico in particolare, ma sportivo in generale, perché credo che porti poi i ragazzini a magari andare a giocare a tennis o a sciare quando c'era Tomba o queste cose qui. Credo che faccia bene, poi al di là delle esagerazioni che ci possono essere sempre in questi momenti, ma ritengo una cosa sempre positiva quando sono personaggi, tra l'altro anche umanamente anche di buono spessore, come in questo caso. Paga soprattutto questo, no? Il volto pulito di Sinner, il modo di fare, l'atteggiamento in campo, anche perché insomma si dice spesso che il tennis è lo sport del diavolo, tira fuori spesso nei momenti difficili il peggio umanamente dei giocatori che spaccano racchette, eccetera, eccetera. Sinner è incredibile, e forse questa è la sua forza più grande. Molto bello, perché poi tra l'altro con Alcaraz, che ieri lo ha battuto ed è probabilmente il suo grande rivale, al di là di Djokovic, che ovviamente è di un'altra era e che adesso è un po' in calo, tra l'altro si è anche infortunato, ma c'è anche un grande rispetto tra i due, un bellissimo clima sempre, quindi credo sia un esempio positivo per tutti, speriamo vadano avanti a regalare partite come quella di ieri, che poi al di là che chi tifa Sinner sarà stato dispiaciuto per la sconfitta, ma insomma sono partite sempre belle e spettacolari. Va anche detto, no, che Alcaraz giocava sulla sua superficie preferita, perché Alcaraz ricorda per tante cose proprio Rafael Nadal ed è nato sulla terra rossa, mentre Sinner è sicuramente più Djokovic, mi viene da dire, sotto certi aspetti, no? Quindi ama di più chiaramente le superfici veloci, vedi l'Australia, vedi gli Stati Uniti, e Wimbledon un po' anche su quel fronte, anche se i campi in erba sono cambiati molto rispetto a una volta, quindi insomma vedremo poi a Wimbledon se ci sarà la rivincita. Sì, insomma. Ma io credo, perché si legano tante cose, ma Alcaraz ha già vinto tot, più di Sinner, è più giovane, sono entrambi giovanissimi all'inizio della carriera, non è detto che uno che esplode a 19 anni sia per forza più forte di quello che magari esplode a 21-22, no? I percorsi sono diversi. In questo specifico caso Sinner è arrivato a Parigi, non si sapeva neanche se avrebbe giocato fino a pochi giorni prima. Poi ricordiamo, ha perso il quinto set in una battaglia incredibile. L'acciacco, la superficie sono tutte variabili che fanno naturalmente parte del tennis e di qualsiasi sport, per cui lasciamoli duellare bene, poi faremo i conti tra 10-12 anni, quando avranno loro 30 e tanti anni come Djokovic o Nadal, vedremo chi avrà vinto di più. E faremo i conti, ma insomma non credo che bisogna star lì col pallottoliere. Insomma. Grazie Roberto Urizio di City Sport, grazie, davvero grazie. Restate con noi, restate su Tele4, è tutto per Sveglia Trieste.